Anche questa mattina, prima di presentare i graditi ospiti, continuiamo a leggere questo libro bellissimo di questa mamma che cerca il figlio adorato, uno dei 6 figli che non torna dalla guerra, non sa dove è finito. Alfonso volle accompagnarmi in stazione, eravamo, vi ricordate, che lei stava partendo, però il marito era molto arrabbiato con lei, non l'ha neppure salutata. Allora, cominciavo a star poco bene per la stanchezza del viaggio e per l'ansia. Ero sola insieme a tanta gente straniera. Non riuscivo a capire una parola. Infine fui presa dalla disperazione e svenni. Quando ripresi i sensi ero quasi a Monaco e mi vidi sbottonata la gonna, levato il fazzoletto dalla testa, bagnata d'acqua i polsi e gente che mi diceva parole che io non intendevo, ma dal modo capivo che mi chiedevano se stessi meglio. Arrivai a Monaco a sera tardi e non sapevo cosa fare, ma una ragazza, una volontaria di un centro profughi, si avvicinò e con grande sorpresa si mise a parlare in italiano. Mi sentii rivivere, mi chiese se stessi poco bene e dove ero diretta. Io le raccontai tutta la mia storia e alla fine mi disse: signora, lei ha avuto molta costanza e coraggio, alla sua età, lasciare la sua patria per venire in terra straniera a visitare la tomba del suo caro figlio. Solo una mamma può far questo. Ora stia tranquilla e l'aiuterò quanto posso. Le darò un po' di tè, poi l'accompagnerò al nostro dormitorio perché si riposi e domattina alle 8 la verrò a prendere. Questa è una storia infinita che molte donne anche in questo momento stanno vivendo. Per questi uomini, pochi, che pensano che con la guerra o con le guerre, ne abbiamo 77, risolvere i problemi del mondo, invece sono solo per arricchirsi, per depredare, per umiliare gli ultimi, per uccidere questi ragazzi. Pensate, questi ragazzi che partono non sanno neanche perché, per dove. E poi cosa succede? Che bisognerà ricostruire quello che rimarrà, chissà cosa rimarrà con tutti questi nuovi strumenti che abbiamo, queste armi letali. Però bisogna essere ottimisti perché i giovani sono ottimisti. Ne parleremo questa mattina e ringrazio tantissimo Renzo Trevisin, Presidente regionale agronomi, dottore forestali del Veneto. Grazie dottor Trevisin di essere qui. Saluto e ringrazio anche il professor ingegnere Michele Munafò, consumo di suolo, qualità dell'ambiente urbano. Visto che sposiamo bene, vero professore, con le guerre, quello che sta succedendo veramente è allarmante, però sa, le dico professor Munafò, che io quando ho i giovani qui che ospito fortunatamente al sabato riesco a avere qualche classe, loro sono ottimisti, sono fiduciosi e questo è un bel sperare, questo è un bel veramente sperare. Cosa dice professor Munafò? Beh sì, certo, ovviamente la fiducia nei giovani è fondamentale, no? Questo dimostra che c'è speranza per il futuro, nonostante la situazione geopolitica ovviamente gravissima, come ricordava lei. Anche dal punto di vista poi dell'ambiente è altrettanto grave per almeno 2 motivi. Uno, direttamente, perché queste guerre, oltre a questi danni incalcolabili e drammatici alla popolazione, che sono sempre le prime vittime di queste situazioni, hanno anche una seconda vittima che è l'ambiente, perché in queste situazioni ovviamente la contaminazione, il degrado, la distruzione della biodiversità, della natura sono purtroppo irreversibili e drammatiche. E poi hanno anche un secondo, come dire, problema, chiamiamolo così, perché ovviamente giustamente concentrano un'attenzione politica, mediatica su questi temi, ma ci fanno dimenticare che ci sono tante altre crisi in atto, come ad esempio quella climatica, quella ambientale. Sono delle crisi di cui rischiamo fondamentalmente di abituarci piano piano, no? Perché non è che è una crisi che si manifesta da un giorno all'altro, ma progressivamente come dire, c'è una sorta di assuefazione, no? Ormai anche gli eventi estremi più drammatici ci sembrano quasi la normalità, e questo non può essere così, e quindi dobbiamo assolutamente avere fiducia invece nei giovani, che vedono, a mio avviso, molto diversamente anche rispetto alle generazioni precedenti quello che sta succedendo, e sono forse più in grado di noi di cogliere, come dire, la sfida del presente per ribaltare un po' un punto di vista che deve essere cambiato. Non possiamo più vedere il presente e il futuro con gli occhi del passato.
Senta, professor Munafò, lei vive a Roma, siamo collegati con Roma, io vivo nel Veneto. L'altro giorno sono andata a Padova e ho trovato una Padova devastata, ma nel vero senso della parola, soprattutto con questi lavori invasivi per il tram. Mi scusi, professor Munafò, ma visto che si parla tanto di elettrico, secondo lei, perché io non ho capito, ma come me anche tante altre persone, serviva proprio il tram? Nel futuro servirà questo tram? Io capisco se fosse stato un tram sotterraneo, ecco, su città veramente enormi, ma io mi domando, in questo momento che si parla di elettrico, il tram sopra, così, anche su gomma poi, serve secondo lei? Perché stiamo veramente dialogando con delle persone e ci domandiamo, ma è possibile mettere a fuoco e fiamme le città per fare il tram? Prego, professore. Allora, qui non esiste a mio avviso una risposta univoca, nel senso che la situazione va studiata di caso in caso. Il tram è un mezzo formidabile ed è importantissimo se ha determinati, ovviamente, una determinata domanda, è in grado di spostare effettivamente in maniera significativa la mobilità da un trasporto privato a un trasporto collettivo, che è comunque la chiave più importante per la mobilità urbana. Perché ricordiamoci che non basta, soprattutto nelle grandi città ovviamente, elettrificare i veicoli privati, perché comunque noi abbiamo un problema di parco veicolare enorme, spropositato rispetto alla popolazione. Siamo il paese europeo che ha più auto per ogni abitante. E questo non è sostenibile, non basta quindi cambiare i motori da energia fossile a elettrico, ma c'è bisogno di uno spostamento anche della modalità dei trasporti. Quindi la mobilità collettiva è un elemento fondamentale, così come anche la cosiddetta mobilità dolce. Bisogna andare molto più a piedi e in bicicletta nelle nostre città. Spesso noi facciamo spostamenti brevi, prendiamo l'auto per poche centinaia di metri addirittura o pochissimi chilometri, spostamenti che a piedi o in bicicletta avrebbero la stessa efficienza e tra l'altro avrebbero anche dei benefici oltre che sull'ambiente e sulla nostra salute. Ricordiamoci anche che, come dire, fare 10.000 passi al giorno è stato dimostrato, raccomandato come un elemento che, come dire, che dona benessere e prospettive ovviamente di salute a tutti. Invece penso che gran parte della popolazione, di tutti noi, con lavori poi spesso molto sedentari, si arriva a 2-3.000 passi al giorno e tanto. Quindi approfittiamo, facciamoci questo quarto d'ora, 20 minuti di passeggiata al giorno per raggiungere il nostro lavoro, quando è possibile ovviamente, o per i nostri spostamenti urbani, e miglioreremo la nostra salute e la qualità dell'ambiente urbano. Ha risposto molto bene, infatti, cioè andiamo a piedi, andiamo in bicicletta, cosa che culturalmente non ci siamo proprio. Io vedo anche qui da noi, dottor Trevisi, le piste ciclabili vuote, quelli che corrono fuori anche della pista ciclabile. È un cambiamento culturale che prima o poi dovremo fare, non c'è niente da fare, non ci si muove più. È un problema, è sabato, io quando vengo al lavoro dico meno male che è sabato, perché almeno non trovo tutto quel traffico che trovo al mattino, perché è veramente una cosa incredibile. Dottor Trevisin, come commenta le parole del professor Michele Munafò, lei che soprattutto all'ambiente, la salute dell'ambiente, il verde pubblico è una cosa fondamentale, importantissima, quello che diceva il professor Munafò, che ringrazio anche per essere qui con noi, la biodiversità. Io sono convinta che tantissimi a casa hanno sentito da poco la parola biodiversità, molti non sapranno neanche cos'era, per fortuna che ci sono trasmissioni che la spiegano e io mi metto dentro anch'io perché ci tengo tanto a queste cose. Dottor Trevisin, prego. Beh, allora intanto grazie per l'invito e sicuramente alcuni degli spunti che ha dato il dottor Munafò sono di interesse per quanto riguarda i temi ambientali. Allora, noi dobbiamo fare una rivoluzione culturale su questo, no? Già è stata inserita in Costituzione la valorizzazione e la tutela degli ecosistemi per le future generazioni, quindi non dimentichiamoci che quello che dobbiamo fare dal punto di vista amministrativo, politico, eccetera, è per le future generazioni in temi ambientali, altrimenti non ne usciamo. Però è anche vero che c'è una assuefazione, no? È stato detto anche prima, c'è una assuefazione ai cambiamenti climatici come se fosse una cosa inevitabile. Invece dobbiamo
dobbiamo cercare di intervenire. A volte dobbiamo intervenire anche noi dal basso, cioè noi cittadini, noi popolazione, noi categorie, se la politica non riesce a fare interventi sufficienti in questo ambito. Faccio un esempio. Io faccio parte anche della Federazione dei dottori in agraria e forestali a livello nazionale e stiamo lanciando, assieme all'Associazione Alber Italia, stiamo lanciando un progetto di 100 ettari di bosco in tutta Italia. È una piccola cosa, però secondo me è significativa, perché se noi non ci coinvolgiamo, e io mi sono fatto promotore di questa iniziativa assieme a qualche altro collega e adesso vediamo di riuscire a portarla avanti, no? Perché il contrastare i cambiamenti climatici vale anche nelle piccole cose. Lei diceva prima, troviamo le piste ciclabili spesso vuote, no? Ma perché? Perché c'è bisogno di fare un salto culturale da questo punto di vista, un salto culturale che deve nascere e sta nascendo tra i giovani ed è già molto, molto sentito dai giovani. Quindi se chi amministra non ha queste visioni, per esempio la mobilità lenta, l'uso di mezzi pubblici, ferrovie, metropolitane, per togliere dalle strade le nostre macchine, no? Per togliere e quindi anche per poter far sì che chi lavora, chi studia, possa raggiungere con mezzi pubblici i luoghi di studio, i luoghi di lavoro, senza dover mettersi in macchina. Io ho sempre detto ai miei figli, fin da quando erano studenti delle superiori, voi sarete i più fortunati di questo mondo se quando andrete a lavorare troverete un posto di lavoro in cui potete andare a lavorare o a piedi o con mezzi pubblici o in bicicletta. Fortunatamente tutti e due adesso si trovano in questa condizione, no? Però è una condizione privilegiata. Quanti possono permettersi oggi di andare a lavorare a piedi o in bicicletta o con mezzi pubblici? Però, dottor Trevisin, è anche vero che noi è da anni, io non so quanti anni, che sentiamo parlare di città metropolitana, no? Però non la vediamo ancora la città metropolitana. Perfetto. Allora, la metropolitana, non a caso, a Roma ce l'hanno, a Napoli anche, e sono città storiche, città bellissime. È mai possibile che qui al nord, noi che siamo in primi su tutto, non siamo riusciti a creare quell'infrastruttura fondamentale, perché si parla di questo, no? E continuiamo a fare delle cose sempre che creano dei problemi enormi, perché è facile dire serve, tutti quelli che hanno le attività, io ho visto gente veramente disperata perché non ne vieni fuori, lavori che durano 20 anni. Noi in Veneto abbiamo di fatto una urbanizzazione diffusa, cioè non abbiamo le grandi metropoli, Milano, Roma, ma abbiamo di fatto un'urbanizzazione. Se mettiamo assieme Padova, Mestre, Venezia, Treviso, noi possiamo utilizzare in questo circuito una metropolitana di superficie, no? che sono le linee ferroviarie esistenti, perché c'è un anello che fa Mestre, Venezia, Treviso, Castelfranco, Padova, Vicenza e quindi se si mette in piedi un efficiente sistema che circola in continuazione, no? Noi su questo abbiamo un'utenza potenziale che è molto alta, molto elevata. Perché io per andare a Padova devo prendermi la macchina se ho un efficiente sistema di comunicazione? E salgo qui e scendo dove mi serve. Quindi, però su questo bisogna avere una visione, bisogna investire, che poi non sono grossi investimenti, perché le ferrovie ci sono già, basta investire sull'utilizzo di queste linee ferroviarie, no? Però ci vuole una visione di sistema su questo. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Siamo lì a parlare di un problema annoso. Purtroppo il progresso che noi ha portato tante belle robe, però il progresso si è volto contro. Siamo qua, ma non è vero niente, perché se mica un albero vicino in casa perché ho da cavarlo, non posso. Se in montagna gli da fare una pista nuova, gli fa 10 km di pista cavando 5.000 alberi. E che senso vede? Cosa siamo noi a dire? E ieri Dio contame barzellette e gli altri un po' poveretti non potevano fare certe cose. E la gente che ha soldi, che maneggia le città e robe per lucro. Da quello che voi, da quanti permessi che voi, a me ha fatto il bosco dello sport, che non serviva assolutamente, è un disastro del cemento, di cose, ma perché gli dai il permesso di fare queste robe?
perché gli industriali, che gente che ha i suoi interessi a farlo, è una cosa di venirmi a me e a me per roba, non devono niente, è il mondo. Per esempio, guarda, anche sugli orti, non che c'è più gli orti di una volta, è il mangiare di una volta, non esiste per il fatto che hasta i chilogrammi c'è roba che butta sui terreni per fare 3 raccolti, cosa devi contarmi a me biologico? Passa con 1000 aerei al giorno a Venezia. Cosa vai in cerca di me che vanno in moto, per dirti? Tutti i discorsi che non si vai, no? Ma provai, perché non c'è... ora poi con gli aerei ma rifughi non è più fuori certe ponte, perché proprio ieri ho parlato con Nicolo, proprio fra una ventina di anni, funghi nei pochetti, passato da tutti questi robe che di solo da aerei, insomma, il mondo va in questa maniera qua, è il progresso è vero, perché si portare la tecnica, si portare avanti la medicina, tante belle robe, però è fatto anche tanti mani che non vogliamo vedere, e la verità è quella che è assurdo che ti mettessi a pista ciclabile in Coppa 20 ciclisti al giorno, non si ferma nessuno sulle piste ciclabili, sui semafori neanche, su che robe. Cara Mirella, buona domenica a te e ai tuoi ospiti. Grazie, mi raccomando, ricordatevi di mettere la sveglia giusta, qui ne avete 4, me ne hanno regalato anche una nuova, avete visto la Carmela, una di rosa bella che ho davanti, perciò questa sera avanti, sempre avanti. Allora, professor Munafò, come commenta? Io sono dell'idea che non sarebbe neanche da scartare i porti, e ieri avevo la sindaca di Cavallino, 3 porti, che c'è questo tappo micidiale qui, non so se lei conosce Jesolo, ma abbiamo un tappo micidiale da anni e anni e anni che non riescono a superare, cercano di fare squadra ma non trovano la soluzione. Io semplicemente, per carità non voglio essere una addetta ai lavori, non lo sono, però mi sembra che andiamo nella luna, siamo nel 2026 e mi sembra incredibile che non riescano a risolvere il problema di questo tappo che c'è per arrivare in questa zona balneare frequentatissima. C'è qualcosa che non mi torna, me la raccontano ma io non la bevo, c'è qualcosa che non torna, ma nel 2026 con gli strumenti che abbiamo, con le possibilità, il problema è che c'è sempre il business dell'interesse, professor Munafò. Io non so come funzioni, però io vedo che dove c'è interesse c'è cemento, tanto cemento. Ecco, parlavo del tram, ho visto dei cantieri enormi. Io vorrei che la politica spiegasse, professor Munafò, perché faccio quel cantiere, a chi sarà utile quel cantiere, cosa porterà alla cittadinanza. Il cittadino non sa mai niente, il cittadino paga anche degli sbagli enormi, poi il politico passa e noi veramente subiamo questo scempio che fanno con i nostri soldi, però, e con i soldi pubblici. Ecco, il rispetto dei soldi pubblici per l'ambiente, professor Munafò. Sì, ha toccato una serie di punti veramente significativi. Noi abbiamo un problema da un lato storico, perché dal secondo dopoguerra ad oggi si è continuato a costruire e a consumare suolo con cemento, asfalto, nuove costruzioni, nuove infrastrutture, nuovi edifici. Ma se, come dire, nel secondo dopoguerra e fino ai decenni successivi tutto questo aveva un senso in una popolazione crescente che si andava urbanizzando, che lasciava le campagne, oggi tutto questo non ha più senso, perché il nostro paese complessivamente che continua a perdere popolazione tanta, gli scenari futuri sono di perdita di milioni e milioni di abitanti in Italia, e noi invece continuiamo a costruire edifici, continuiamo a costruire infrastrutture che spesso non servono, nei punti dove non servono, nelle modalità comunque non adatte, perché quello che dicevamo prima, che magari servono più infrastrutture di un certo tipo rispetto ad altre, ma soprattutto abbiamo un patrimonio dismesso, sottoutilizzato enorme, un patrimonio costruito sia di infrastrutture sia di edifici. Basti pensare, le do soltanto un numero, in Italia noi abbiamo quasi il 30% di abitazioni non occupate. Ora, qualcuno dice, quando stiamo parlando di quasi 10 milioni di abitazioni, ma questo è fisiologico, ci sono le seconde case, ci sono
Bene, sapete quant'è la percentuale in Francia? È il 7% contro il 27% dell'Italia. In Germania è il 4%. Ora qualcuno mi dirà che in Germania non hanno le case dove stare oppure non c'è accoglienza per turismo, non è così, c'è un problema di spreco del nostro territorio, della nostra azione, e qui paghiamo decenni di una pianificazione del territorio, di un governo del territorio che non ha messo al centro l'interesse comune, l'interesse collettivo, ha messo al centro spesso purtroppo l'interesse privato, l'interesse della rendita, l'interesse anche elettorale. Tra l'altro ieri ero a un convegno dove un collega ha mostrato un dato molto interessante, mettendo in correlazione il consumo di suolo a livello comunale con i cicli elettorali. I dati statistici mostrano che c'è un aumento del consumo di suolo su base comunale quando si vota, fondamentalmente, nel momento in cui si vota. Ora, ovviamente, questo è un dato statistico che non può essere generalizzato, ma sicuramente, come dire, ancora oggi il consenso elettorale sui territori si fa spesso come si faceva, come dire, negli anni 60 o 70, cioè agevolando la rendita fondiaria, la rendita immobiliare, la rendita privata, l'interesse privato a scapito invece del bene collettivo. Dottor Trevisin, ecco, l'ambiente e soprattutto il verde, ieri abbiamo visto ad esempio, anzi andiamo a vedere questo servizio, questi alberi a Possagno. Mi dispiace perché ho appena avuto il sindaco di Possagno che l'avrei pregato di non tagliarli se fosse qui questa mattina. Andiamo a vedere il servizio e poi ne parliamo. Con le forti raffiche di vento di questa notte, dei giorni scorsi, di questa mattina, i due esemplari in particolare di pini marittimi che abbiamo qui in piazza, che sono tanto inclinati verso il museo, rischiavano di cadere, e quindi per sicurezza abbiamo chiamato i vigili del fuoco che in questo momento stanno intervenendo proprio per mettere in sicurezza i visitatori, i cittadini e il nostro museo. L'allarme è scattato verso le 11 del mattino. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'immediato per mettere in sicurezza l'area, anche perché i pini marittimi che si trovano in piazza Antonio Canova a Possagno, proprio a pochi passi dal Museo Gipsoteca, risultano particolarmente fragili, con poche e deboli radici. Queste piante purtroppo rischiano di cadere con il forte vento proprio perché hanno una chioma molto folta in alto, un apparato radicale molto leggero e molto superficiale. È già successo per il passato che cadessero rami di questi alberi a terra proprio perché hanno anche sbracci molto lunghi su rami, apparati radicali e rami fini, e quindi rischiano di cadere a terra, sulla strada, sono caduti sulla piazza, fortunatamente senza mai creare danni. Nonostante i controlli e la manutenzione periodica, l'ultima risale a quest'estate, restano una preoccupazione per cittadini e turisti. Per consentire l'intervento dei vigili, via Canova è stata temporaneamente chiusa al traffico. Gli alberi verranno abbattuti su indicazione dei vigili del fuoco entro la prossima settimana per garantire l'incolumità di tutti. Allora, dottor Trevisin, come commenta questo servizio a proposito di ambiente, di natura, di alberi? Ma io di fronte a questo sono esterrefatto, no? Perché per una vita professionalmente mi sono occupato di gestione di verde pubblico, di valutazione di stabilità degli alberi e quant'altro. Allora, a livello nazionale, proprio la settimana scorsa, abbiamo approvato le linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio arboreo in ambito urbano e periurbano. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi con queste linee guida che porteremo all'attenzione del Ministero dell'Ambiente, perché se non c'è una iniziativa da parte di chi ci governa, ci dobbiamo attrezzare noi professionisti da questo punto di vista, perché la valutazione deve essere una valutazione che viene fatta da un tecnico, da un professionista. Allora, con tutto rispetto per i vigili del fuoco e con tutto rispetto per l'amministrazione comunale che ha deciso di fare questo tipo di abbattimento, mi chiedo, dov'è la valutazione del tecnico rispetto al rischio di queste piante? Io conosco bene quel territorio perché ci passiamo qui nel nostro Trevigiano, quindi se quelle piante sono state là fino adesso, no? C'è qualcuno e non sono cadute, c'è qualcuno che ha fatto una valutazione del rischio o è soltanto... Allora, c'è un'assunzione di responsabilità da parte di
l'amministrazione sì, è proprietaria, ma tu, amministrazione che sei proprietaria di un bene pubblico, non puoi decidere una cosa a prescindere da una valutazione tecnica. È come se dicessimo, è agibile la tua scuola? Ma non lo fa, lo farà un tecnico, lo farà un ingegnere, non è... cioè, no, il sindaco, no, e no il vigile del fuoco. Da quello che appare sembra che la valutazione sia del tutto politica, perché non c'è stato nessun accenno a una valutazione tecnica. Allora, vogliamo andare a curare la salute dei cittadini da parte di chi? Lo faremmo fare da parte dei medici, no? Lo faremmo fare... Allora, io dico, ognuno il suo mestiere, però c'è bisogno di fare una crescita culturale anche nei nostri amministratori. 2 anni fa facemmo, come ordine dei dottori agronomi forestali di Treviso, ma anche nelle altre province, un incontro aperto ai tecnici comunali con l'associazione dei comuni sugli standard europei di potatura. Allora, quello che in quella occasione abbiamo avuto modo di dire e di divulgare è che, per esempio sulle potature, quando un'amministrazione fa una gara d'appalto, che metta che i criteri sono quelli delle potature, sono quelli degli standard europei delle potature. Dopodiché io capisco che il comune che ha come tecnico un geometra o un architetto non ha le competenze per verificare se chi fa il lavoro e segue questi criteri, ma che si avvalga di un esperto, che si avvalga... Visto che ci sono? Visto che ci sono, e noi ci siamo messi a disposizione di tutte le amministrazioni in tal senso. Quindi capisco che c'è bisogno di fare molta cultura, soprattutto tra gli amministratori, cultura cioè nel senso di conoscenza dei temi che vanno affrontati con le dovute competenze e con i dovuti criteri, perché non si può lasciare così. Ma voglio anche riallacciarmi a quello che diceva prima il professor Munafò sul consumo di suolo. Allora, lui ha dato i dati sulle abitazioni, seconde case, abitazioni non utilizzate in Italia, e ha anche accennato a tutte le infrastrutture industriali che ci sono. Rispetto ai cambiamenti climatici e rispetto anche alle crisi energetiche che ci sono attualmente in giro per il mondo, e le stiamo vivendo insomma in questi giorni a pieno, noi non possiamo non pensare di investire sulle energie rinnovabili. Allora, investire sulle energie rinnovabili, abbiamo delle possibilità. Tutti quei tetti di tutti quei capannoni che abbiamo nelle nostre aree industriali, se vengono coperte con pannelli fotovoltaici, non abbiamo, cioè l'impatto c'è già stato sul territorio, no? Ma in questo caso, se investiamo là, ne abbiamo di produzione di energia rinnovabile. Poi in Italia abbiamo anche l'idroelettrico nelle zone dell'Alpina, abbiamo anche la possibilità in alcune zone di fare l'eolico, quindi se non ci avvantaggiamo da questo punto di vista energetico, che va verso la direzione di contrasto anche ai cambiamenti climatici, perché se riusciamo a produrre energia pulita vuol dire che abbiamo meno produzione di CO2, meno impatto sull'atmosfera, che è uno dei temi e dei problemi principali che sta portando a questi cambiamenti climatici, e lo vediamo e ci sarà sempre di più. Noi ne dobbiamo tener conto nel settore agroforestale per quanto riguarda il futuro delle produzioni agricole, ma anche il futuro dei boschi, perché se abbiamo dei cambiamenti climatici vuol dire che variando anche di pochi gradi, 1-2 gradi le temperature, la collocazione di alcune piante non è più idonea in alcune zone, ma dovrà essere spostata in altre, insomma, e quindi fare un ragionamento di prospettiva, perché qui c'è un'accelerazione dei cambiamenti climatici, cosa che non è mai avvenuta nella storia precedentemente, e quindi anche l'adattamento a questo deve essere frutto di una scelta ragionata. Molto chiaro. Allora, visto che abbiamo parlato di pannelli solari, andiamo a vedere cosa sta succedendo a Rosà con l'agrivoltaico. Ci siamo riuniti proprio come commissioni, la Commissione Ambiente e la Commissione Urbanistica proprio l'altro giorno, e all'unanimità abbiamo ribadito ancora una volta, vagliando un po' tutte le osservazioni che dobbiamo presentare alla via regionale, maggioranza e minoranza ha detto un secco no ancora a questo impianto, un impianto sproporzionato. Insieme contro un impianto agrivoltaico che, se realizzato, diventerebbe uno dei più grandi del nord Italia. Il comune e i cittadini non si arrendono, il loro è un no deciso e condiviso. Ora
si aggiunge un altro passaggio fondamentale per portare avanti questa battaglia. È stato sottoscritto il documento ufficiale delle osservazioni che mette nero su bianco le criticità del progetto e conferma la posizione del territorio. Abbiamo stilato questo documento che invieremo alla Regione, un documento che si punta su 7 punti principali. I soliti punti sono praticamente l'aspetto urbanistico, l'area è un'area preservata da un'identità ben precisa, area speciale a parco, approvato dalla Regione Veneto nel 2002, per cui un punto fermo è questo. Gli altri punti sono l'aspetto ambientale, l'aspetto identitario, che è l'aspetto principale, perché tirar via un territorio, un'area fruibile, un'area che sta vivendo tutto il paese naturalmente, e soprattutto alle porte di un centro come Bassano del Grappa. Un messaggio unitario e inequivocabile che arriva dall'intero Consiglio Comunale e non solo. Ora la palla passa alla Regione. Il proponente lo illustrerà alla via regionale l'11 febbraio, saremo presenti anche noi ad ascoltare la presentazione di questo progetto che ha già vagliato, ha dei punti anche carenti. Naturalmente ci giochiamo questa carta, però sicuramente le amministrazioni, in particolar modo i comitati, sono lì a far pressione alla via regionale e ai tecnici regionali di valutare bene, perché stanno togliendo un territorio importante a tutta la comunità. Allora, professor Munafola, ha sentito, io ho avuto un fisico ospite da Genova, quando ha sentito i numeri di questo piccolo paese, con i numeri dell'agrivoltaico che vogliono fare, si è messo le mani nei capelli e ha detto: ma a che serve? Tanti abitanti, tanti numeri. Invece qui vediamo delle cose paurose, ha sentito anche lei il più grande agrivoltaico. Ecco, allora siamo sempre là, il business supera il buonsenso, siamo sempre là. Questo è il grande problema che abbiamo. Prego, professor Munafò. Sì, è proprio così, diceva bene il Presidente prima, noi abbiamo assolutamente l'esigenza di decarbonizzare la nostra economia, quindi di sostituire le fonti fossili, carbone, petrolio e gas, con fonti rinnovabili. Questo penso che siamo tutti d'accordo dell'importanza e dell'urgenza di farlo, però non possiamo farlo a scapito del nostro ambiente, della tutela della biodiversità, della tutela del suolo. Io ricordo sempre che il modo più efficiente di togliere carbonio dall'atmosfera è la relazione e il lavoro che fa l'ecosistema che mette insieme suolo e vegetazione. In atmosfera ci sono circa 870 gigatonnellate di carbonio. Dentro al suolo si stima soltanto nei primi 30 centimetri, quindi uno spessore piccolo di suolo, che ci siano più del doppio del carbonio in atmosfera. La vegetazione, qual è il lavoro della vegetazione? È quello di assorbire carbonio dalla vegetazione e inserirlo nel suolo, di stoccarlo nel suolo. Quindi, perché dico questo? Perché se noi per, come dire, risolvere un problema ne creiamo un altro e quindi leviamo la funzionalità del territorio, di questo importantissimo ecosistema che lega insieme le piante, il lavoro della vegetazione e per stoccare il carbonio dentro il suolo, non stiamo facendo qualcosa di utile, cosa che potremmo fare invece, come si ricordava prima, utilizzando quello che è già costruito, quello che è già degradato. Mettere pannelli sui tetti, considerando anche soltanto i tetti, quelli grandi, piani, fuori dai centri abitati, è assolutamente prioritario per installare questi impianti. Noi abbiamo fatto uno studio applicando una metodologia comune a livello europeo che dimostra che, escludendo tutti i tetti non idonei, tutti i tetti all'interno dei centri abitati, quindi utilizzando soltanto quelli piani, quelli ampi e disponibili, avremo una capacità, una potenza fotovoltaica potenziale che supera i 100 gigawatt. I nostri obiettivi, da previsioni PNEC, sono di poco più di 40 gigawatt. Quindi, come dire, non c'è una necessità effettiva. È chiaro che c'è un cambio di paradigma anche in questo caso. Bisogna passare da impianti ormai sempre più grandi, come quello che stiamo vedendo, a invece impianti che sono mediamente più piccoli, forse anche più singolarmente costosi, ma soprattutto nelle mani di tanti soggetti. Ma questo è un po' anche la chiave, secondo me, invece importante, perché l'autoproduzione in molti casi è fondamentale. Per non parlare poi di altri spazi, in Francia hanno fatto una legge
stiamo parlando della Francia, non certo di un paese, come dire, non democratico o che impone, come dire, regole inique alla popolazione. Questa legge che cosa dice? Impone a tutti i proprietari di parcheggi privati sopra una certa soglia dimensionale di installare i pannelli fotovoltaici sul parcheggio, nell'area di parcheggio. Questo con un doppio obiettivo: da un lato ovviamente utilizzare superfici già consumate, già costruite, senza impattare su aree agricole preziosissime, dall'altro perché lì c'è anche la necessità di usufruire di quella energia, perché oggi il parco elettrico veicolare è sempre più grande, quindi avere dei pannelli che possano ricaricare direttamente le batterie delle auto riduce anche la necessità, ad esempio, di accumulatori, perché un altro problema che noi ci poniamo è l'intermittenza di queste fonti, no? E quindi stiamo creando luoghi di accumulo sempre più importanti per mantenere questa elettricità. Ebbene, se le nostre auto, che hanno delle batterie ormai sempre più potenti, iniziano a diventare dei veri e propri accumulatori di corrente quando questa viene prodotta, insomma, riusciamo anche qui in maniera un po' più decentralizzata, un po' più diffusa, però a ottenere dei risultati importanti senza impattare sul nostro patrimonio agroalimentare, sul suolo, sulle risorse naturali e sulla biodiversità. Ma lei parla bene, professore, ma il problema è che si va da un'altra parte. Abbiamo visto i numeri. Dottor Trevisin, cosa dice? Lei mi stava dicendo le comunità energetiche rinnovabili in pillole, perciò più chiaro di così. Questa non è una pilla, questa è una pillola che abbiamo visto di sicuro. Seguendo anche quanto diceva il professor Munafò, no? Noi dobbiamo riuscire, abbiamo già una norma in Italia che è quella della costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, che ha uno scopo anche sociale, anche locale, per produrre sul territorio ciò che ci consuma dal punto di vista. Basta andare sul sito del GSE e lì troviamo tutte le indicazioni, no? So che però nei media non se ne parla, cioè fare informazione ai cittadini su questa opzione, su questa possibilità, voi lo sentite tutti i giorni in televisione, nei giornali, eccetera, cioè non se ne parla, anche se a livello territoriale alcune realtà si stanno attrezzando. Noi nel nostro Trevigiano, io vivo nel comune di Ponzano, ha aderito alla comunità energetica che verrà costituita tramite il bacino Priula e con Contarina, ma ci sono anche altre realtà. Ci sono le prime costituite già dalla diocesi di Treviso, però non se ne parla. Allora, come fa il cittadino a essere informato su queste opportunità? E dobbiamo ripartire dal basso, come dicevo prima, cioè se chi amministra non spinge verso questa tipologia di produzione di energia elettrica, che è energia da fonti rinnovabili, no? E in cui tutti quelli che hanno anche un piccolo impianto fotovoltaico sul tetto di casa possono aderire, ma per far cosa? Per produrre un'energia che viene utilizzata nel territorio. Chi non ha la possibilità può diventare socio, chi ha la produzione può diventare socio di queste comunità energetiche, ma non per speculare, ma per incentivare la produzione locale ed essere anche con una piccola agevolazione da parte del sistema del GSE su chi utilizza queste energie da fonti rinnovabili. Perché se io nel mio tetto di casa ho i pannelli fotovoltaici, non riesco a utilizzare tutta l'energia durante le ore centrali della giornata, ma se siamo all'interno di una comunità energetica, quelli che stanno all'interno di questo hanno la possibilità di utilizzare l'energia da fonti rinnovabili e senza pescare da energia da produzioni di idrocarburi, carbone e quant'altro, no? Quindi c'è questo strumento, solo che bisogna sponsorizzarlo e bisogna diffonderlo e bisogna parlarne. Quindi ti invito la prossima volta di fare un incontro qui con esperti di chi già ha già istituito queste comunità energetiche. Invitiamo anche il fisico, che è molto chiaro, che ha dato dei progetti incredibilmente validi, però anche lui dice mi sembra che qualcuno vada da un'altra parte. Professor Munafò, però quello che emerge è che quando parlano il cittadino deve capire, giusto? Allora io sono convinta che il sindaco è vero che è responsabile della salute, della sicurezza, però dovrebbe fare una volta al mese un incontro con l'assessore all'ambiente, che bisogna vedere anche se è competente, perché qua la parola competenza in Italia
è molto tra virgolette, non so se è d'accordo professor Munafò, ma io lo dico spesso. E li abbiamo gli esperti per spiegare ai cittadini quello che si può fare anche in termini di risparmio energetico. Perché io sono ancora convinta che i cittadini non sanno, non tutti, ma una buona parte, di cosa stiamo parlando. Non lo sanno. Le cose veramente utili, che dovrebbero essere spiegate, che è il futuro anche dell'energia, l'energia rinnovabile, non viene spiegata. Eppure abbiamo assessori agli ambienti, ministri d'ambiente, abbiamo sia a livello locale che provinciale, che regionale, che nazionale. Noi non li sentiamo mai. Sentiamo qualcosa, prima ad esempio abbiamo sentito il sindaco di Possagno, ma io sono convinta che avremmo dovuto sentire il dottor Trevisini a spiegare quegli alberi, se erano da tagliare, cosa si poteva fare. Ecco, io dico sempre che nei comuni, professor Munafò, oltre alle quote rosa ci vorrebbero le quote verdi, con gli esperti. Lo dico sempre, sa professor Munafò. Allora lo dico ai sindaci, perché i sindaci li ho sempre ospiti in questa trasmissione. Dico, ma perché non vi mettete le quote verdi prima di sbagliare all'interno di questi tavoli di giunta? Non sarebbe mica male, visto i danni che creano dopo e li ritroviamo noi, perché il politico passa, noi il danno invece ce lo troviamo e lo dobbiamo anche pagare. Prego professor Munafò. Questa cosa delle quote verdi mi piace tantissimo, quindi la sposo in pieno. È ovvio che nel nostro paese abbiamo un problema di elevatissima frammentazione amministrativa. Questo dobbiamo riconoscerlo tutti, no? A noi ci è sempre piaciuto avere 8.000 comuni vicini ai cittadini, eccetera. Però questo comporta un problema. Come si diceva prima, il sindaco o il comune che poi non ha nella struttura della macchina amministrativa dei tecnici in grado di affrontare le varie questioni. Da un lato sposo in pieno quello che anche qui che si diceva prima, c'è la necessità ovviamente di rivolgersi a un tessuto di tecnici, di professionisti, ma anche di istituzioni in grado di supportare le amministrazioni locali nel loro lavoro. E poi c'è una questione che secondo me è significativa: dobbiamo iniziare, come dire, a lavorare in maniera più sinergica, mettendo a fattor comune anche le necessità sul territorio. Quindi non è pensabile che un comune non sappia cosa fa il comune vicino, o che non condivida alcune scelte o anche alcune, come dire, progetti e attività. Quindi la gestione del verde, che è fondamentale, che anche questo si è detto prima, è l'elemento centrale. Non basta piantare alberi, gli alberi devono essere curati, gestiti, mantenuti nel corso degli anni. Può essere fatta anche a livello, in molti casi, sovracomunale, nelle realtà anche più piccole. Quindi metterci insieme, tra l'altro in un sistema che, questo lo ricordo sempre, quando oggi noi abbiamo un regolamento europeo che impone a tutti i comuni, alla gran parte dei comuni di fatto, perché sono migliaia di comuni dove vive più o meno il 70% della popolazione italiana nel nostro paese, quindi la gran parte della popolazione vive in questi comuni, una semplice regola che dice che tra il 2024 al 2030 noi non possiamo ridurre la superficie degli spazi verdi urbani e degli alberi, della superficie coperta dagli alberi. E quindi che vuol dire questo? Questo regolamento, che è immediatamente vigente ed esecutivo sul nostro territorio, impone di fatto che qualsiasi taglio di alberi sia compensato con una superficie fogliare equivalente entro il 2030. Quindi se io taglio un pino di quelle dimensioni, ho bisogno di piantare una decina di alberi quantomeno di media dimensione per raggiungere lo stesso risultato. E questo è un regolamento che vuol dire che è legge dello Stato ed è sovraordinato a qualsiasi anche strumento di pianificazione urbanistica di livello locale. E probabilmente molte amministrazioni locali ancora non lo sanno, però questo impone anche qui una grandissima responsabilità. Effettivamente nessuno nega il fatto che in caso di forza maggiore un albero debba essere tagliato sul parere di un tecnico competente, come si diceva prima, però tutto questo deve essere compensato. Siccome la compensazione non è una cosa che si fa in un mese,
non è che se io pianto 3 alberelli di 1 metro, nel giro di un mese quelli diventano degli alberi come quelli di un pino ultradecennale o secolare addirittura. È chiaro che questo presuppone una pianificazione, una programmazione di medio-lungo periodo che oggi spesso manca, anche perché abbiamo invece spesso urgenze, esigenze che non vanno molto al di là di quello La che pista da succederà. bob è una dimostrazione, non so se lei è andata a vedere, tutti quegli alberi tagliati, sì, ma li ripiantiamoci, intanto non sono gli stessi, la biodiversità dove l'abbiamo mandata? Ecco, capisce che il buonsenso manca completamente, professor Munafò, per un bis. Adesso vedremo cosa succederà con questa pista da bob in futuro. Io non sono per niente ottimista, chi è ottimista benissimo, mi congratulo con lui, però capite bene che il territorio è stato devastato, questa è la verità, che se ce la raccontino come vogliono, però questa è la verità. Pubblicità che fa anche rima. Fino a che ore resti? Continuiamo a parlare col professor l'ingegner Michele Munafò, collegato con noi da Roma, dirigente ISPRA, perciò ambiente e suolo, e grazie anche al dottor Enzo Trevisin, presidente regionale agronomi e dottori forestali, perché è molto importante parlare di ambiente. Guardate, io non so, anche a casa, ma specialmente di quei diversamente giovani, guardate che quei ragazzi che voi vedete che protestano, anche delle volte in maniera che voi non condividete, lo so, però vi sembra che qualcuno li ascolti? Eppure a loro il tema ambiente sta molto a cuore, anche se veramente delle volte imbrattano, ma imbrattano con colori naturali, con sostanze che poi vengono portate via e non lasciano nessun segno. Perché condannate queste persone invece di prenderla con chi veramente vi sta devastando? Io mi domando sempre, ve la prendete quei giudici che applicano le leggi che vengono fatte in Parlamento e loro le applicano? Ma sì, ma le leggi sono fatte in Parlamento dei vostri onorevoli senatori che avete votato, e andate a prendervela coi giudici? Che poi ci siano delle leggi che dovrebbero essere modificate, ma è il Parlamento che deve modificare le leggi. Ma vi sembra che eravamo veramente in un paese dove la popolazione viene ascoltata da nord a sud, a est a ovest? Andiamo a vedere a Roma, a Napoli, in Sicilia, Reggio Calabria, le opere incompiute. Perché non ce le fanno mai vedere? Perché non ci fanno mai vedere tutti i soldi pubblici spesi su cose veramente che non si sa che fine hanno fatto? Il ponte di Messina, se voi non lo sapete, sono anni che lo paghiamo. Sapete che noi da anni paghiamo il ponte di Messina che non esiste, pure paghiamo, ma ve lo dicono. Allora, professore, lei vive a Roma, questa città eterna, come vede la situazione? Ecco, il rispetto per quella che è la meraviglia del nostro territorio, il turista che rimane incantato, non sa neppure dove guardare, non sa dove andare, perché abbiamo le meraviglie dappertutto, e soprattutto il rispetto dell'ambiente che hanno i giovani. Io li vedo, lasciamo perdere gli esempi negativi perché sono quelli, ma veramente il rispetto per l'ambiente del mondo giovanile. Prego. Sì, io sono d'accordo, vedo una forte sensibilità nei giovani, e invece, come dire, spesso un'insofferenza o una scarsa sensibilità invece nelle generazioni invece precedenti. Questo si sente, si vede, questi giovani li vedo che a Roma poi in particolare ci sono manifestazioni quotidiane sempre, dovunque, no? Questo è un po' anche Roma, i romani si lamentano continuamente dei blocchi della città dovuta a manifestazioni di ogni tipo tutti i giorni. Però secondo me è importante questa maggiore sensibilità nei giovani. Noi come Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale abbiamo un'attività anche di formazione continua nelle scuole, fuori dalle scuole abbiamo anche attivato recentemente una scuola di alta formazione in materia ambientale. Crediamo moltissimo nell'attività da un lato formativa, ma dall'altro anche di comunicazione, di diffusione delle informazioni, perché senza conoscenza non si possono prendere le decisioni. Andiamo da Leone Trebasele perché sono in chiusura, vai Leone! Ciao Mirella, grazie. Ciao. Allora Mirella, sei un genio.
Grazie. Sei un genio e sei un genio. Allora qui abbiamo un sacco di opere iniziate, incompiute, che sono state spesi un mare di soldi, che fanno uno schifo nell'ambiente e nessuno ne parla, i giornali non ne parlano, i telegiornali non ne parlano mai. Devi andare in Rai, ti facciamo presidente della Rai e allora avremo un po' di informazione. Allora, per questo pianeta io penso che con le guerre che ci sono e che non riusciamo a chiuderle, il pianeta sia fottuto dal punto di vista ecologico, perché abbiamo visto ciminiere, abbiamo visto impianti petroliferi andare in fumo, uno evaporato, riserve di gasolio in Ucraina bombardate, fumi, inquinamento, e queste guerre non finiscono, e già finirà che questo pianeta non potrà più esistere, cioè noi umani dovremo andarcene, moriremo, perché non potremo più vivere in questo pianeta. Qui bisogna responsabilizzare tutti i 7 miliardi di persone, che questo pianeta è l'unico che abbiamo e dobbiamo occuparcene. Ognuno dovrebbe avere una pianta, piantare una pianta, avere una pianta in casa, una pianta di bambù in ogni terrazzo che ha in casa, le lingue di suocere in casa che assorbono. Bisogna responsabilizzare la gente. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te caro Leone, veramente grazie, sei troppo carino. Allora, dottor Trevisin, come ecco, queste opere incompiute, devastazione del territorio in un ambiente molto fragile e delicato, abbiamo visto cosa sta succedendo, cosa è successo in Sicilia. Ecco, io veramente mi domando, ecco, se ancora qualcuno non riesce a capire, ad ascoltare, perché sono degli apparecchi acustici che sono eccezionali, se non riesce a sentire. Prego, dottor Trevisin. Ma allora, la preoccupazione anche da parte dell'ascoltatore è cosa lasciamo in futuro di questo pianeta, no? Quindi noi, si è parlato prima della sensibilità dei giovani, sicuramente dobbiamo investire sui temi ambientali e soprattutto responsabilizzare noi stessi, perché la sensibilizzazione deve partire da ognuno di noi nel suo ambito di lavoro, di professione, di rappresentanza, di categorie, di associazioni, perché per essere da stimolo a chi amministra e a chi governa. Allora, ai giovani, io 3 settimane fa ero all'Università di Padova a presentare agli studenti dell'ultimo anno della specialistica un corso che noi facciamo all'interno come professionisti sull'attività professionale e a loro dicevo: guardate che voi siete il futuro, no? Siete il futuro della nostra comunità. E tant'è che da quest'anno abbiamo deciso con un'associazione di laureati, che non è l'ordine ma è un'associazione di laureati in scienze agrarie e scienze forestali, in cui faccio parte anch'io, fanno parte anche altri colleghi, alcuni iscritti agli ordini, altri no perché lavorano per la pubblica amministrazione o perché sono pensionati, ma abbiamo istituito un premio di laurea per i giovani del nostro territorio, quindi quelli che fanno una laurea sperimentale in tema di agricoltura, ambiente, foreste e che si laureano presso gli Atenei, in particolare la Facoltà di Agraria di Padova. Quindi questo vuole essere anche un incentivo per i giovani e quindi qui lo annuncio, adesso fra un mese circa manderemo all'università la nostra proposta per il premio di laurea in modo che venga diffusa fra i neolaureati. Fermo dottore, perché abbiamo Luisa da Belluno, fatalità. Ciao Luisa, poi devo farti vedere un servizio. Vai! Allora, ciao, sono Luisa da Belluno. Prego. Parla Luisa. Sì, volevo dire una piccola riflessione. Ok, noi facciamo praticamente, vogliamo che tutte le cose siano ecologiche, eccetera, eccetera. Però abbiamo tutti gli stati intorno che se ne fregano di questo. Hanno il nucleare. Basta così, Luisa?
Sì, volevo Allora, solo sì, hai capire fatto bene, questo. giustamente fai la tua riflessione a voce alta ed è giusto anche rispondere. Allora finiamo col dottor Trevisi e poi andiamo dal professor Munafò. Stavo dicendo di questo premio di laurea da questa associazione che si chiama ADAF, che vuol dire Associazione Dottori in Agraria e Forestali Piave, perché prendiamo tutto l'asse del Piave, cioè provincia di Belluno, Treviso, Venezia, ma in realtà è un'associazione in cui gli iscritti sono anche delle altre province del Veneto con cui facciamo attività culturali e con cui andiamo appunto a proporre questo premio di laurea, perché i giovani devono essere valorizzati, sono il futuro insomma della nostra società, e la sensibilità che loro hanno nei temi ambientali è molto superiore a quella di quella fascia di età a cui appartengo anch'io. Allora, professor Munafò, sentiamo anche come commenta anche la telefonata di Luisa. Guarda Luisa, io inviterò questo fisico proprio la prossima settimana, se sarà libero, da Genova, perché solo a sentire la parola di nucleare saltava dalla sedia qui da noi. Ecco, e spiegheremo anche il perché questo professore saltava dalla sedia. Ed era accanito contro quei politici che continuano a insistere col nucleare. Prego, professor Munafò. Sì, sono d'accordo, poi è ovvio che le nostre politiche devono essere sempre più di livello sia europeo ma globale, quindi non è pensabile che noi facciamo delle limitazioni nel nostro paese e poi magari importiamo prodotti che per essere realizzati invece hanno degradato l'ambiente in luoghi lontani, quindi l'ambiente è un problema globale e come tale deve essere affrontato necessariamente. Però giustamente Luisa dice, ma fuori dall'Italia il nucleare c'è. Prego, professore. Sì, il nucleare c'è in alcuni paesi, la Francia in particolare, da cui importiamo anche molta energia. È chiaro che noi non possiamo agire su questo, però dobbiamo assolutamente realizzare delle politiche sia nel nostro paese sia contribuire a quelle che poi sono di livello europeo e globale, che possano sempre più andare verso un approccio diverso. Prima si faceva anche riferimento alla necessità di risparmio energetico, perché ricordiamoci che la prima fonte di energia è la non produzione di energia, cioè quella che non serve, cioè quella che noi risparmiamo ogni giorno. Se noi riuscissimo ad agire su quello avremo necessità di produzione di energia molto più ridotte. Allora andiamo a vedere anche, come avevo promesso a Luisa, proprio andiamo a Belluno per vedere appunto questo consumo di suolo e il bilancio proprio sulla difesa del suolo della provincia di Belluno. Andiamo a vedere e a sentire. 1026 ettari di terreno spariti in Veneto nell'ultimo anno, una superficie pari a quella di oltre 1400 campi da calcio trasformata in cemento a fronte di 287 ettari di suolo ripristinati. Il bilancio è di 739 ettari consumati che si aggiungono a quelli degli anni precedenti per un totale pari all'11,9% dell'intero territorio regionale, molto al di sopra della media nazionale, piazzando il Veneto al secondo posto in Italia dopo solo la Lombardia. A denunciare il consumo di suolo nella nostra regione è a sorpresa l'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, che pone l'accento su come gli interventi per la salvaguardia del territorio siano poco meno del 12% del totale appaltato in Veneto, per un importo che non va oltre i 30 milioni di euro. A livello territoriale Belluno si caratterizza come la provincia che in proporzione investe di più per interventi su infrastrutture e sulla salvaguardia del territorio, mentre le opere di edilizia civile ed industriale sono nettamente prevalenti nelle province di Padova, Verona, Treviso, Venezia e Rovigo. Secondo ANCE serve una nuova legge nazionale. Solo la regione, solo il comune può decidere che operazioni fare sul nostro territorio, perché lo conosciamo bene, ed è per questo che bisogna dare una mano dal punto di vista governativo ad avere il coraggio, per esempio, di andare a fare determinati cambi d'uso, soprattutto di aree industriali che non ha più senso avere in Veneto, che non ha più senso avere sulle nostre grandi città, perché una volta si avevano anche dei grandi complessi industriali in centro città. Bisogna ricostruire, riconvertirli, creare degli spazi verdi e creare quello che vuole veramente il cittadino.
Difesa del suolo, uno dei temi importanti dell'amministrazione provinciale di Belluno. In chiusura di mandato il presidente uscente ha voluto fare il punto. L'obiettivo principale è quello di essere a servizio dei comuni e soprattutto far fronte alla fragilità di un territorio che in questi anni ha manifestato diverse situazioni di difficoltà e che abbiamo sempre cercato di risolvere nonostante una struttura limitata come risorse umane, ma che sicuramente ha dato tutta se stessa per risolvere queste questioni. Tanti gli interventi, importanti gli investimenti, non solo per quanto fatto sul territorio, ma anche nella programmazione, come nel caso del CCS, voluto a Belluno per poter essere pronti ad affrontare in maniera coordinata eventi come le Olimpiadi, come ogni eventuale futura calamità. Nel 2025 gli interventi più importanti sono stati quelli delle somme urgenze, purtroppo in Cadore, dove siamo intervenuti con più di 2 milioni di euro per gestire la frana di Cancia, per gestire il monitoraggio di San Vito e per gestire quello sversamento di idrocarburi che ci siamo trovati sul groppone a causa di questa colata, e c'era una vasca sotto che nessuno sapeva l'esistenza. Ovviamente si guarda avanti agli interventi già programmati. Il progetto di spesa per il 2026 parla di 1.350.000 euro, di oltre 4 milioni nel 2027, di un altro milione nel 2028. Importanti sono gli interventi che dobbiamo andare a finanziare, sono 1.350.000 euro a Pirago, quindi in comune di Longarone, a Voltago, e dobbiamo finanziare anche una parte di Villaga. Dobbiamo completare però il secondo stralcio di Villaga che vale 2 milioni e 6, più anche un intervento a Caprile in comune di Alleghe che vale 600.000 euro, e anche qui stiamo parlando di un secondo stralcio. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Ciao caro Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Una volta gli stabilimenti venivano costruiti a bordo dei torrenti, delle rogge, per sfruttare la forza dell'acqua. Molti stabilimenti filande o ex industrie della carta non sfruttano più quell'energia. Addirittura noi qui in Alto Vicentino abbiamo stabilimenti con tanto di turbine abbandonate, proprio abbandonate, e nel Vercellese non ne parliamo. Tutto il nord Italia è pieno di stabilimenti con turbine abbandonate, turbine che hanno una grande forza, sale praticamente, queste sale costruite sopra i torrenti, che sono abbandonate, ma essendo il torrente terreno del demanio, non è che si possa dire che è completamente privato. Bisogna anche fare delle leggi che rimetta in moto quelle energie che attualmente stiamo perdendo. E per quanto riguarda il nucleare, l'Italia, gli Appennini sono praticamente il risultato di una faglia. Siamo siamo in un terreno che è altamente sismico. Quindi costruire centrali in un terreno altamente sismico ma non c'è neanche bisogno di commentare, insomma. Buona giornata signori. Ciao caro Claudio, grazie. Allora professore, come ci saluta? Quale messaggio, professor Munafò, che ringraziamo di essere stato con noi, prego. Il messaggio è un augurio allora a vederla presto a Roma come nuovo presidente della RAI, se ho capito bene. Grazie professor Munema, ho questa famiglia che mi vuole molto bene, mi vuole molto bene. Prego professor Munafò. Allora un saluto veramente, arrivederci, io mi scuso perché devo staccarmi, veramente complimenti per la trasmissione e alla prossima. Grazie a lei professor Munafò, e ci saluti Roma, città eterna. Speriamo anche in futuro che rimanga eterna, perché non si sa mai in Italia cosa può succedere. Grazie, buon lavoro, mentre il professor dottor Renzo Trevisi rimane con noi. Pubblicità.
Con i nuovi limiti al 2030, se fossero applicati oggi, non avremo nessuna delle città di pianura dentro questi limiti. Vale per il PM10 e vale per il PM2,5, dove si salverebbero di nuovo solo Belluno, ma anche Rovigo. Belluno sarebbe l'unica provincia che si salverebbe con i parametri 2030 consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al 2040 gli inquinanti. I dati del nuovo report di Legambiente Maldaria di Città riportano luci ed ombre dell'inquinamento atmosferico nelle città venete. I dati infatti confermano i miglioramenti della qualità dell'aria nel territorio regionale, ma l'obiettivo di un'aria più pulita resta ancora lontano. Nel 2025 sono 3 le città venete che hanno superato il limite di legge dei 35 giorni di sforamento delle polveri sottili PM10. In testa Verona, seguita da Rovigo e Venezia. Padova, Treviso e Vicenza per la prima volta da oltre un ventennio rientrano nei limiti di legge per quanto riguarda il PM10, ma sono le polveri ultrasottili PM2,5 che bocciano Padova e Vicenza. Dunque Belluno, anche grazie alla sua posizione geografica, conferma anche quest'anno la buona qualità dell'aria. Per il futuro però serve un nuovo piano regionale aria che recepisca la nuova direttiva europea per adeguare i limiti normativi. C'è una cosa da fare prima di tutto, che è mettere le risorse, perché altrimenti gli interventi non si possono fare. E purtroppo invece questo è stato tagliato, ridotto da parte del governo con l'ultima legge finanziaria. Noi l'abbiamo già detto all'inizio dell'anno e durante la discussione a fine 2025, chiedendo al governo che rispettasse quanto le regioni della pianura padana chiedono, cioè di avere un trattamento che li consideri come aree soggette a grave presenza di inquinanti per poter avere risorse che erano state in passato assegnate, che invece inspiegabilmente sono state tagliate drasticamente da parte del governo. Si parla di almeno 75% mediamente nei prossimi 3 anni tagliati alle regioni del nord, tra cui il Veneto. Ringraziamo anche per le parole del presidente di Legambiente Luigi Lazzaro, veramente che è molto chiaro e dà anche dei dati certi. Sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Renzo Trevisin, anche in merito a quello che ha detto Claudio da Marano Vicentino, che è giusto che merita una risposta, ma come si fa a parlare di un nucleare su un territorio sismico come il nostro? Prego, dottor Trevisin. Beh, io non sono un geologo, non sono un esperto di nucleare. Certo che noi abbiamo un tessuto geologico che in cui una buona parte del nostro territorio è a rischio sismico, quindi riuscire a individuare una zona in cui installare degli impianti nucleari, anche se di nuova generazione, quindi di cui parlano con impatti molto a rischio, insomma molto ridotto, però il problema è fra urbanizzazione di tutte le nostre zone pianeggianti, no? Fra rischio sismico di tutte le zone montane. Io non so dove si possa individuare francamente una cosa di questo tipo. Quindi esperti che hanno più competenza di me sicuramente ci sono. So che tu ogni tanto fai intervenire a questa trasmissione chi si occupa proprio tecnicamente di questi aspetti, e quindi lascio a loro. Io dico che dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili, insomma questa è la strada per il futuro del nostro territorio, per il futuro di tutto il nostro pianeta, insomma, perché a livello mondiale si sta andando in un'altra direzione, cioè si erano fatti dei passi avanti, ma poi Stati Uniti in primis, altre nazioni che fuggono dalle energie rinnovabili, concentrandosi tutti sul discorso degli idrocarburi. Non è la strada giusta, lì c'è il business da parte di alcuni, ma c'è la penalità da parte di altri. Insomma, l'innalzamento dei prezzi degli carburanti di questi giorni sono significativi. Quella non è la strada. Noi dobbiamo puntare a energie rinnovabili che ci diano un'autonomia non solo a livello italiano ma a livello europeo, dove fonti energetiche ne abbiamo in quantità ridotta, da idrocarburi eccetera, verso questo. So che molti stati europei stanno lavorando intensamente in questa direzione. L'Europa stessa aveva emanato delle linee guida, anche se attualmente sta un po' frenando, però questa è la direzione. Molte aziende anche nostre, dei nostri territori, stanno investendo su questo, e quindi chi ci amministra non può tirarsi indietro su questo aspetto. Andiamo a Padova adesso, andiamo a vedere questo servizio Idrovora Bovolenta.
Grazie a tutti, viva Bovolenta! Inaugurato alla presenza anche dell'onorevole padovana Elisabetta Gardini il nuovo impianto idrovoro ad Isola di Bovolenta, un potenziamento della struttura già esistente che raddoppierà la portata d'acqua a 400 litri al secondo. Più abbiamo realizzato un bacino d'invaso che assieme alla fossatura presente ammonta a circa 1200-1500 metri cubi, per cui anche da questo punto di vista, come dire, il territorio può sentirsi veramente sicuro. Un intervento dal costo di quasi €1 milione, 750.000 euro assegnati dalla Regione e 200.000 euro assegnati dalla provincia. Qui provincia di Padova è felice di partecipare a questo grande lavoro di sinergia con il consorzio Bacchiglione e con il comune di Bovolenta. Oggi inauguriamo un importantissimo impianto idrovoro che è anche l'inizio di una opera altrettanto importante che è la nuova bretella di Bovolenta. Qui abbiamo messo assieme le forze, qui siamo partiti realizzando l'opera a queste spalle che è stata concretizzata dal consorzio Bacchiglione e nelle prossime settimane inizieremo a realizzare la nuova strada. Un territorio fragile, quello di Bovolenta, che nel 2010 vide la grande alluvione. Compito del Consorzio di Bonifica è proprio quello di fare sinergia con gli enti locali per garantire sicurezza ai cittadini. Abbiamo assolutamente bisogno di finanziamenti per fare dei lavori dei lavori ulteriori. Soprattutto abbiamo progetti per 210 milioni di euro già cantierabili, pronti perché siano messi nel territorio per dare ambiente, per dare sicurezza e per dare acqua alle nostre aziende agricole. Dopo tanti anni partiranno anche i lavori per la nuova bretella che permetterà di preservare il centro storico di Bovolenta dal passaggio delle auto. Io sono un'alluvionata e quindi ho una sensibilità diversa per quanto riguarda la sicurezza idraulica. Sto lavorando con l'autorità di bacino e tutti gli enti coinvolti in determinate opere, questa è una di quelle. Io sono sindaco da 11 anni e dal primo giorno che mi sono insediata ho cominciato subito a mettere le basi per dare dignità al nostro centro storico e dare una viabilità adeguata a tanti anni di sofferenze e di code interminabili. Ecco, dare una risposta ai cittadini, la sicurezza, ma soprattutto l'ambiente. Un ambiente che specialmente qua nel Veneto ha molti punti di domanda. Il consumo del suolo l'avete sentito e di sicuro il rappresentante dell'ISPRA non è l'ultimo della classe, sta preoccupando non poco, anche perché veramente se comincia a piovere poi vediamo cosa succede, specialmente nel nostro territorio. Io mi ricordo la professoressa Mazzoleni, che è una delle urbaniste più importanti che abbiamo, ha detto è anche difficile adesso intervenire, perché come fa a intervenire sul cemento che è già stato veramente messo in maniera incredibile? Come fai? Dove vai? Ecco, adesso cosa si può fare secondo lei, dottor Trevisin, con questa piantumazione degli taglio gli alberi, pianto altri alberi, non si capisce che alberi, l'importanza della competenza su un tema così delicato, perché c'è il sociale ma c'è anche l'ambiente che è un tema delicatissimo. Prego, dottor Trevisin. Allora, noi abbiamo un ecosistema complesso, no? Complesso che poi è stato complicato dall'urbanizzazione e quindi oggi ne paghiamo lo scotto con questi cambiamenti climatici. L'impermeabilizzazione del suolo, del territorio, è quello che poi provoca quei danni rispetto alle precipitazioni concentrate. Insomma, se non abbiamo più terreno che assorbe, che riesce a smaltire le acque, è un problema molto, molto complicato. Allora, qualcosa si sta cambiando, ma bisogna andare ancora più fortemente nella direzione della variazione, cioè cementificare il meno possibile, lasciare terreni permeabili, anzi se si può si deve anche tornare indietro. Per esempio alcuni piazzali, perché non li smantelliamo e li rendiamo drenanti? Perché l'impermeabilizzazione del suolo vuol dire che poi le acque quando precipitano devono essere canalizzate, scorrere e andare da qualche parte su canali, su fiumi che non hanno la portata sufficiente, perché i tempi
di concentrazione di queste piogge sono diversi da quelli che c'erano 30 anni fa, 40 anni fa. Ecco, quindi su questo qua bisogna anche ritornare a togliere dove è possibile tutti quei terreni che sono stati impermeabilizzati. Faccio un esempio molto semplice, no? Noi all'interno di molte aree industriali abbiamo i parcheggi asfaltati. I parcheggi asfaltati vuol dire che l'acqua deve scorrere da qualche parte, quindi ma anche all'interno delle singole proprietà delle zone industriali. Ritornare a fare le zone a parcheggio con un fondo permeabile, cioè con un grigliato che faccia permeare l'acqua, e sì, è un costo, però è salvaguardare poi il territorio. Certo. Sono investimenti che anche la pubblica amministrazione deve aiutare a fare, cioè dobbiamo avere una lungimiranza su questo, perché altrimenti ci ritroveremo sempre più con danni sempre più forti. Su questo tema dei danni, allora, noi abbiamo la protezione civile a livello nazionale. La protezione civile che sempre più spesso è chiamata non solo a intervenire nel caso delle emergenze con inondazioni, con frane, in caso dei terremoti, ma anche è chiamata a fare poi una prima valutazione dei danni. Fermo perché sennò mi cade la linea, abbiamo Salvatore da Caerano. Vai Salvatore. Grazie. Prego. Le ricordo, direttrice Mirella, pronto? Sì, ti sento benissimo. Grazie. No, volevo ricordarle alla cara Mirella che in Veneto al referendum ha vinto il sì. Quanto al verde, le piante, ricordo che Adamo ed Eva avevano la mela, noi abbiamo il cipresso, sinonimo di pianta cimiteriale. Però il professore sa che il cipresso ha minima resistenza al vento, con un apparato radicale fitonante. Tutto qua. Sei stato molto chiaro. Abbiamo la mela ma avevamo anche la foglia di fico, se non sbaglio. Sì. Tanto per ricordare il verde, Salvatore. La mela e la foglia di fico. Anzi, a proposito, i fichi che muoiono al Parco dello Storga, non so perché, cosa sta succedendo, sono anche preoccupata perché erano meravigliosi. Comunque grazie Salvatore, sentiamo come commenta il nostro dottor Trevisin su quello che ha detto anche Salvatore, il cipresso. Beh, allora ogni pianta ha delle sue caratteristiche, poi il cipresso è vero che ha un apparato radicale fitonante, che vuol dire che va in profondità e quindi deve essere collocato in terreni in cui c'è questa possibilità. È anche vero il contrario, che essendo una pianta a portamento piramidale non ha una chioma che fa una grande resistenza al vento, cioè non fa da vela, quindi cipressi che cadono non ne vedo molto di più altre piante. Allora, se vogliamo tornare al discorso che facevo mezz'ora fa sulle linee guida sul rischio, no? Degli alberi in ambiente urbano e periurbano, allora ci sono dei criteri che sono stati definiti in queste linee guida, criteri che tutti i tecnici sono in grado di applicare. Vado solo a elencarne alcuni, no? Per la valutazione del rischio arboreo ci vuole un'analisi integrata, cioè che tenga conto di aspetti agronomici, forestali, di aspetti fitosanitari, cioè le condizioni, di aspetti anche biomeccanici, ma anche di aspetti economici ed ecosistemici sui quali noi stiamo intervenendo, no? Quindi il contesto deve essere valutato nel suo insieme. Quindi prima di dire che una pianta la devo togliere, devo capire qual è la sua situazione da tutti questi punti di vista. Allora ci vuole questa valutazione morfofisiologica e fitroiatrica che va ad analizzare i tessuti delle condizioni in cui sono. Il legno è sano, l'apparato radicale è sano, ecco, quindi questo. Poi una valutazione biomeccanica che valuta la struttura della pianta, perché spesso abbiamo piante, soprattutto in ambiente urbano, la cui crescita non è stata una crescita spontanea, ma è stata una crescita condizionata da i fabbricati che ci sono vicini, da potature fatte in passato, da strutture sottoservizi che hanno a volte interessato gli apparati radicali delle piante, quindi c'è tutta una valutazione da fare.
E poi anche la valutazione economica ed ecosistemica, cioè cosa mi costa mantenere quella pianta che potrebbe essere a rischio e cosa mi costa toglierla dal punto di vista, ma non solo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista economico ed ecosistemico, cioè nell'ambito di questo ecosistema, si diceva prima anche col professore, no? L'Europa ha dato delle linee guida, cioè per mantenere una quantità di superficie fotosintetizzante per l'accumulo di CO2, una volta che abbattiamo una pianta dobbiamo garantire nell'arco di 5 anni, 10 anni che la sostituzione di questa mi possa consentire un equivalente assorbimento di CO2. Quindi c'è tutta una serie di valutazioni da fare che non possono essere lasciate all'improvvisazione. No, ma non ho capito, Salvatore da Caerano, quando ha fatto il paragone col referendum del sì nel Veneto e il cipresso del cimitero. Mi è piaciuto molto sto paragone qua. La mela, il sì del referendum e il cipresso del cimitero. Guarda che è da riflettere su questa telefonata. Paola da Padova, ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno. Sai che ti ho nominato tutte queste mattine perché sono venuta a Padova e ti ho pensato perché ho detto che ho trovato una Padova devastata, che avevi ragione e non riuscivo ma veramente, guarda, ti ho dato ragione perché me lo sono chiesta anch'io, ma cosa è successo? Cantieri enormi, invasivi, chissà il futuro se ci spiegheranno a chi serviranno. Vai cara Paola. Ma allora a chi servirà? Ormai sappiamo che serve queste grandi opere, no? Non certo i cittadini che si trovano una città devastata come che avete visto. Migliaia di alberi secolari, dico migliaia che già erano gli ultimi superstiti, viali interi completamente rasi al suolo. Gente che ha fallito perché tutte ste botteghe di cose non aveva più dentro nessuno, perché non puoi passare con nessun mezzo, neanche a piedi. Quindi gente che ha fallito. Un particolare, per esempio, via Vicenza, ponte sopra il cimitero, il famoso cavalcavia di Chiesa Nuova. Allora, sul lato sinistro da anni, per fortuna, c'è una più che discreta pista pedonale ciclabile. No, che cosa hanno fatto? Hanno voluto allargare la pista ciclabile dall'altra parte, avevano voluto farne una, per 53 metri di pista ciclabile, hanno devastato 40 vigolari più che centenari. Il costo milioni di euro, non lo so perché non lo hanno detto in maniera precisa, per 53 metri. Ma quando hai finito quei 53 metri di pista ciclabile devi tornare sulla vecchia dall'altra parte, quindi uno dei tanti disastri, sprechi, anche questi, per questi 53 metri si è sacrificato un bosco di alberi, speso l'ira di Dio perché paratoie, perché sopraelevate, perché addirittura camion che arrivano dall'estero per questa infrastruttura, per 53 metri che qui ti è finita e devi andare dall'altra parte sulla pista ciclabile vecchia. Per quanto riguarda noi anziani, noi abbiamo dato buona parte in maniera immodesta, ma che abbiamo dato tanto, un quarto della nostra vita, perché abbiamo cominciato negli anni 60 a fare le prime battaglie per l'ambiente e per gli animali. Qualcosina abbiamo ottenuto dalla parte degli animali, però adesso sì, i giovani sono tanti ideologicamente, però nel territorio, nel campo, ce ne sono pochini, e a Gattara, più giovane di Padova, che ha 70 anni, come lo stesso vale per fare i banchetti, lo stesso vale come volontari nei canili. Cioè, da un lato li capisco anche perché i tante belle robe da fare, però purtroppo. Ultima cosa, come mai Padova e su altre città, mi rivolgo al tuo ospite, ci sono praticamente già pochissimo parco arboreo, ma l'esistente hanno un disastro di capitotature. È vietato da anni, però vengono ancora fatte queste potature assassine, perché il suo ospite lo spiegherà meglio di me perché certe potature sono assassine, tra i quali tagliata la punta, cioè la famosa capitotatura, che è assolutamente vietata. Chiami il comune, il verde eccetera, non dicono mandi un'email, però non si vede mai,
continuano a fare questi disastri e il comune in primis a distruggere con 1000 scuse, anche se hai delle controperizie, che bisogna però pensare che per fare la controperizia sono 1200, 1500, 1800 euro, pensionati da 1080 euro al mese, che già tirano a campare in maniera veramente misera, fanno molta fatica a fare queste controperizie, però c'è proprio la non cultura del verde, il non ricordarsi che senza l'ossigeno degli alberi noi non possiamo vivere. Purtroppo non ci entra in testa. Grazie infinite Mirella per questo tuo batterti, perché è essenziale. L'aria e l'acqua è essenziale, non è il cemento che ne permette di vivere. Grazie a te cara Paola. Allora, visto che abbiamo parlato di animali, poi parleremo anche con questo gradito ospite, dottor Trevisin, perché c'è questo lupo tra le case. Andiamo a Vicenza. Avvistamenti di lupi anche in pianura, esemplari che scendono a valle, si avvicinano ai luoghi abitati, avvistamenti che sono sempre più frequenti. Nell'ultima settimana a Chiampo, in zona industriale, immortalato da un automobilista mentre attraversa la strada di notte, l'altro tra Villaverla e Montecchio Precalcino, tra le case, come recenti avvistamenti anche a Marostica, in zona residenziale. Presenza del grande carnivoro consolidata in espansione, specie nelle zone montane e pedemontane, altopiano di Asiago, Posi, Narsiero, che sul territorio provinciale raggiungerebbe, secondo le stime, un centinaio di esemplari. Presenza con cui anche le attività convivono. A tal proposito, l'incontro organizzato a Malo dall'associazione Tartufai e patrocinato dalla provincia proprio per far luce sul lupo e il suo impatto nell'ecosistema vicentino e per gestire la sua presenza nelle aree urbane, nelle zone frequentate dall'uomo. L'obiettivo è sia capire quali siano i comportamenti più corretti nel dover affrontare questo animale, ma anche e soprattutto programmare quella che è una convivenza fra il lupo e le attività dell'essere umano, sia attraverso un contenimento degli esemplari che sono sempre in aumento, ma anche e soprattutto attraverso dei comportamenti corretti nel relazionarsi con questo animale. Cala il numero delle predazioni rispetto allo scorso anno, stando ai dati della Polizia Provinciale, che ha effettuato 104 accertamenti rispetto ai 192 del 2024. Le predazioni sono in calo, ma non sono indicative di quella che è la presenza del lupo, quindi servirebbe assolutamente un censimento per poter determinare il numero esatto dei prelievi da fare. Allora ci ha raggiunto la dottoressa Francesca Gasparini, kinesiologa, adesso sentiremo cos'è perché è molto importante, scienza che studia il movimento umano, razionale e attivo in tutte le sue forme, anatomia, fisiologia e biomeccanica. Chi ne ha più ne metta. Grazie veramente Francesca di essere qui con noi per spiegare questa importante materia, una cosa che riguarda anche voi, perché io vi spiego le cose, perché voi dovete sapere, ed è una giovane donna. Allora, grazie. Però prima di andare da Francesca Gasparini, vorrei questo commento del dottor Trevisin su quello che abbiamo visto, questo lupo che si aggira tra le case a Vicenza. Quello che non deve passare è la paura, il terrore, noi ormai abbiamo paura di tutto, abbiamo paura dell'ape, abbiamo paura di tutto. Prego. Allora, parto da questa ultima cosa che hai detto, abbiamo paura dell'ape, no? Allora, io ho un collega che in un paesino qua della provincia ha un piccolo bosco e ha messo un cartello in cui è scritto attenzione api al lavoro, no? Quindi noi in solito diciamo attenzione al lavoro in corso. Allora, partendo dalle api, io ho una nipotina di 2 anni, poco più, e ieri e oggi è ospite da noi, nonni, no? E abbiamo un ciliegio fiorito, abbiamo un pruno fiorito. Allora, ieri l'ho portata fuori e gli ho detto guarda le api. E non ho paura delle api. E io gli ho detto no, guarda che le api sono nostre amiche, no? Quindi non dobbiamo aver paura. E stamattina ha detto vediamo le api nostre amiche. Allora noi dobbiamo mandare dei messaggi, no? Dobbiamo mandare dei messaggi positivi. Tornando al lupo, il lupo sicuramente è ritornato nei nostri territori e sicuramente è un animale che ha paura dell'uomo, quindi quando l'uomo si avvicina lui scappa e chiaramente deve mangiare, no? Quindi preda prevalentemente o esclusivamente animali selvatici, dai caprioli al cervo. Io ho visto 15 giorni fa su un paesino del Cadore un cervo sbranato da un lupo.
Certo che quando nevica, quando fa freddo, quando non trova prede, si avvicina anche ai centri abitati, però è un animale di cui dico non dobbiamo aver paura, no? Però dobbiamo fare attenzione, soprattutto quando si avvicina. Come a tutto, d'altra parte, con un po' di attenzione a tutto e rispetto. E dobbiamo dare dei messaggi positivi, come per le api. Allora, però dobbiamo rispondere anche a Paola da Padova, poi andiamo da Francesca Gasparini. Questa devastazione, questi alberi tagliati, capitozzare non va bene, i sindaci esagerano, non tutti ma molti esagerano troppo, perché così taglio una volta sola e vado avanti, però non va bene. Ecco, eppure ci sono delle regole, o sbaglio, dottor Trevisin? Allora, come accennavo prima, 2 anni fa abbiamo fatto in diverse province del Veneto, come dottori agronomi e dottori forestali, la presentazione degli standard europei di potatura, no? E suggerendo a tutte le amministrazioni che quando fanno delle potature o fanno delle gare d'appalto per le potature, introducano nei capitolati che le potature vanno eseguite secondo questi standard europei, che ovviamente non possono prevedere la capitozzatura che è stata accennata prima, no? E quindi ecco quello che noi dobbiamo sensibilizzare e anche fra i cittadini ma anche fra gli amministratori è che si avvalgano di linee guida, che si avvalgano di esperti, perché poi alla fine di questo si tratta, no? Abbiamo una società che è complessa per il settore, per tutti gli ambiti, insomma per tutti i settori, quindi non possiamo prescindere da chi ha le competenze in materia. Ho messo in piedi in federazione regionale una commissione proprio sul verde pubblico e il paesaggio, e con la quale stiamo lavorando su quelle linee guida di cui dicevo prima nazionali, no? Sul rischio arboreo, con l'ipotesi di andare a fare entro la fine di quest'anno degli incontri con tutte le amministrazioni comunali delle nostre province del Veneto, in cui mettiamo a disposizione queste linee guida e mettiamo a disposizione le competenze dei nostri professionisti. Allora lì poi sta l'intelligenza degli amministratori di turno, no? Perché come dicevi tu prima, gli amministratori ci sono, vanno, passano, però restano i patrimoni, no? Arborei, restano i patrimoni delle pubbliche amministrazioni, restano anche i tecnici comunali, quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare è far crescere nell'ambito delle amministrazioni, soprattutto nei tecnici comunali che poi si assumono le responsabilità degli appalti, far crescere questa conoscenza, far crescere questa approccio pluridisciplinare sui diversi aspetti della gestione del verde. Allora, dottor Trevisin, un'altra cosa che volevo chiedere, perché a casa se lo chiederanno, adesso cominciamo col taglio dell'erba sempre più spesso. L'erba dove va portata? Perché ci sono, sì appunto, lei conosce la storia del parco dello Storga, che gliel'ho raccontata, perché non si può assolutamente fare quello che si vuole con l'erba, è una cosa delicata anche l'erba, prego. Allora, l'erba la possiamo gestire in diversi modi, no? Nei nostri giardini privati potremmo anche fare il mulching, cioè praticamente tagliarla frequentemente e lasciare i residui sul tappeto erboso. Se invece molti per esempio anche in piccoli giardini hanno introdotto quelle macchinette, no, che tagliano l'erba al sole, e quelle funzionano in questo modo qua, cioè non c'è una sportazione di erba. E se facciamo invece con la sportazione c'è un sistema di raccolta da parte di Contarina, quindi tutti noi abbiamo a casa un bidone, quindi non è che la buttiamo per strada, la buttiamo nei fossi. O sui fiumi come vediamo. Brava. Poi se siamo nella tua realtà del parco dello Storga, lì c'è la possibilità anche lì di lasciarla per terra, perché siamo in un ambiente di bosco eccetera, senza doverla accumulare in modo che vada in fermentazione, creando tutta una serie di problemi igienico-sanitari, e se no va smaltita come si fa con il sistema di asporto di Contarina. Però la miglior cosa sarebbe lasciarla a terra su questi spazi verdi enormi. Laddove c'è la possibilità, sì. Avete capito? Allora andiamo a conoscere invece Francesca Gasparini, kinesiologa. Allora spieghiamo cos'è. Buongiorno Francesca. Buongiorno. E di cosa si occupa Francesca? Prego. Buongiorno a tutti. Parlo noi come categoria, ovviamente, kinesiologi, ci occupiamo prevalentemente di movimento. Noi lavoriamo con
pazienti o clienti di tutte le età, quindi ci occupiamo di movimento cercando di riequilibrare il corpo dal punto di vista neuromuscolare. Quindi il nostro lavoro ha una valenza un po' doppia, sia terapeutica che preventiva. Quindi dal punto di vista terapeutico diventa molto importante perché è una via che poi va ad associarsi in parallelo a tutto quello che è il trattamento clinico del dolore o delle problematiche che possono esserci neuromuscolari. Quindi quando viene diagnosticata ovviamente a livello clinico una patologia, una problematica o che può essere, dottoressa, la spieghiamo bene. Può essere un dolore articolare, un dolore muscolare, può essere una tendinite, come può essere una fibromialgia, come può essere non lo so, una scoliosi o una lombalgia, sai, il male al collo, il male al trapezio, la spalla piuttosto che al ginocchio, quindi un po' tutte queste problematiche che poi sopravvengono con il tempo. Noi le chiamiamo traumi da carico iterativo perché iniziano, magari la macchina che è il corpo, iniziano a lavorare bene, perfettamente allineata dal punto di vista sia nervoso che muscolare, e quindi ovviamente poi iniziano a crearsi dei sovraccarichi. Questi sovraccarichi nel tempo, da giovani magari non ci facciamo neanche caso, non riusciamo a sentirli, quando poi arriviamo, magari per alcuni possono essere anche già a 20 anni, per alcuni più fortunati, possono essere 50 o 60, iniziano poi a trasformarsi in varie problematiche, anche fenomeni di dolore. Quindi in questo caso sicuramente c'è una via che è quella della terapia del sintomo, che è quella che si fa normalmente a livello clinico, quindi c'è una diagnosi, si trova qual è il motivo del dolore e si agisce tendenzialmente sul dolore. Quello che facciamo noi è un percorso un po' parallelo, quindi al di là di andare a intervenire sul dolore, quello che facciamo noi è capire quali sono le cause che l'hanno creato nel tempo. Quindi è molto importante anche perché ad oggi diciamo è un percorso un po' innovativo, non se ne parla molto, si parla molto di ho dolore, prendo il farmaco, ho dolore alla spalla, intervengo sulla spalla, mentre magari molte volte un dolore alla spalla nel tempo si è sviluppato per una problematica della caviglia. Quindi quello che facciamo noi... Quindi, fa male alla spalla ma parte della caviglia. Esatto, quindi molte volte c'è questa, diciamo, questa corsa ad andare a lavorare sul sintomo e ad andare a ragionare proprio sul sintomo del punto di dolore, mentre in realtà la maggior parte delle volte la problematica è nata da tutt'altra parte. Quindi magari io vado a intervenire sia a livello chirurgico che achirurgico sul punto di dolore o di problematica, ma in realtà poi io ho temporaneamente risolto il problema che poi o si ripresenterà nello stesso punto o andrà a presentarsi da un'altra parte, perché il corpo poi può, se non è ben allineato, non è in assetto, non è armonico, diciamo, poi dopo la problematica, se non l'hai risolta, hai solo tamponato un sintomo, quindi poi te lo va a riproporre da un'altra parte. Quello che facciamo noi è fare delle analisi molto approfondite nei nostri centri, ma anche all'estero, perché ultimamente noi lavoriamo con una metodologia che è italiana, quindi è nata in Italia, si chiama, non so se posso dirlo, Canali Postural Method, ed è una metodologia che è nata in Italia e su cui si sta facendo molta ricerca scientifica, sia in università che in ospedali, ed è il motivo per cui anche all'estero si stanno interessando molto. Noi adesso ad esempio abbiamo dei punti sia in Giappone che in Corea perché sono molto interessati a quello che stiamo facendo, quindi sempre all'estero si interessano, in Italia sempre meno. C'è un po' meno la cultura, c'è un po' meno la cultura. Allora, chiediamo per cortesia al dottor Trevisin di spostare l'acqua, per cortesia dalla regia mi dicono, perché ecco impedisce di vedere bene il dottor Trevisin. Soprattutto però quello che volevo capire, dottoressa, il problema del movimento. Allora, noi non diamo molta importanza ai piedi. Li trattiamo direi anche male a volte, eppure dovremmo capire invece che il camminare, se cammini bene, se hai una scarpa che veramente ti aiuta a gestire questa camminata, è molto importante. Perché diamo così poca importanza ai piedi? Forse non l'abbiamo. Agli alberi non diamo importanza, sono quelli che ci danno l'ossigeno, i piedi sono quelli che ci fanno camminare, li trattiamo male, non tutti ma una buona parte. Non riusciamo a capire quali scarpe adoperare, i plantari non riesco ad operare. Io mi ricordo una famosa camminatrice, ma veramente una che di strada ha fatto tantissima,
Ha detto: io ho provato tutte le scarpe del mondo, dottoressa. Un giorno mi sono fermata su un mercatino, ero in Cina, fatalità, ho preso una scarpa, una ciabattina che costava pochissimo, io con quella ciabattina, con quella pantofolina ho girato il mondo. Allora, a chi dobbiamo credere? Perché abbiamo le scarpe che costano 1.000 euro, dottoressa, e quelle sono quelle che ti fanno volare, non so se è vero, ma così dicono. Poi invece senti questa che dici: io ho provato tutte le scarpe del mondo e sono riuscita a camminare bene con una pantofola comprata al mercato con 2 soldi. Allora, qual è il messaggio che vogliamo dare? L'importanza del movimento, ma il movimento corretto, movimento che non faccia dolore, perché se cammini male poi viene il dolore. Prego. Allora, secondo me ha proprio colto il punto, cioè la correttezza del movimento. Nel senso che il piede, ovviamente, come può essere un braccio o una spalla, è inserito in un sistema. Noi ovviamente non camminiamo solo con i piedi, noi quando camminiamo con tutto il corpo, con un sistema di muscoli, di articolazioni, un sistema nervoso che si integrano e lavorano insieme. Quindi in realtà al piede non si presta attenzione, è vero, ma non si presta attenzione in realtà a tutto il corpo, come lavora insieme. Quindi adesso anche sul piede, prestare troppa attenzione solo al piede, quando poi magari c'è un ginocchio che non lavora bene, un'anca che non lavora bene, dopo comunque trasferisco un problema anche lì, quindi secondo me magari. Sì, dal mio punto di vista quello che fa veramente la differenza è dare uno sguardo globale un po' a tutto quanto. Fatto ciò, ovviamente uno dei punti secondo me importanti è che prima lo fai meglio è, quindi è logico che intervenire su il tutto, sulla scarpa, diventa un po' anche lì un tamponare un problema, no? Cioè se io ho un appoggio errato che poi mi va a creare dolore oppure mi crea fastidi alla schiena piuttosto che un'anca che mi duole, eccetera, quello che io dovrei fare è andare a capire perché quel piede si appoggia male, no? Prima ancora di andare a correggerlo con un plantare, una scarpa che a livello palliativo può funzionare. Però il piede è un segnale, ci sta dicendo quel piede che ci fa male, un alluce valgo o un piede piatto ad esempio, è un segnale di qualcosa che non funziona. Adesso le dico una cosa che può essere interessante riguardo sia alla prevenzione che alla globalità che si collega poi col piede. Noi abbiamo fatto una collaborazione molto interessante riguardo al piede piatto proprio. Io sono della zona di Bologna, quindi è avvenuta in quell'area lì. Dove c'era questo ospedale con questi specialisti che trattano piede piatto nei bambini prevalentemente. E normalmente, adesso le faccio una stima un po' per capirci, per rendere più semplice il discorso. Su 100 bambini che trovavano con piede piatto, ne operavano 80 più o meno, l'80%. Ad oggi questi medici hanno visto che invece tramite un lavoro kinesiologico, una ginnastica adatta, che lavori proprio su tutto il sistema, non solo sul piede, quindi anche sulle cause che creano un appoggio errato del piede, in realtà molti bambini non avevano più bisogno dell'intervento. Quindi abbiamo questa collaborazione interessante dove viene diagnosticato il piede piatto a livello, come dicevamo prima, clinico, quindi con un percorso medico. Vengono mandati questi bimbi da noi a fare un percorso che è posturale, kinesiologico, insomma, dove andiamo a fare un'analisi approfondita, una valutazione approfondita, andiamo a capire intanto se questo piede piatto è realmente piatto, perché molte volte si fa la diagnosi o da seduto o da in piedi, ma il nostro corpo cambia continuamente, quindi anche i nostri compensi cambiano, così come anche il piede. Certo. Quindi un piede piatto spesso su un bambino che può essere in piedi, lo metti seduto e già il piede torna normale, quindi non è realmente un piede piatto. Quello che facciamo noi è un'analisi molto approfondita di se c'è un piede piatto reale, da dove viene o cosa lo crea. Interveniamo su questo e da lì sono abbassati drasticamente gli interventi, ci riportavano circa un 20% rispetto all'80%, che è comunque importante perché quando vai a intervenire chirurgicamente comunque vai a modificare qualcosa, non è mai una scelta, è una scelta possibile, a volte doverosa, però non è la scelta preferibile se c'è la via, una via differente, ecco. Allora, sentiamo dottor Trevisin che adesso ci lascia il posto a un collega della dottoressa Gasparini che è Fabio Orazzi.
Ecco, come ci saluta, dottor Trevisin? Cosa vuole dire, con quale messaggio? Lei ha problemi di piedi, di anche, di ginocchio, di spalla? Problema alla spalla accumulato in anni di lavoro che fa. Di lavoro al computer, eccetera, quindi un po' di trattamenti me li devo fare ogni tanto, ma come diceva la dottoressa probabilmente è solo sul dolore e non sulle cause prime, insomma. Però vado a lavorare in orto, cerco di tenermi un po' in movimento in modo da scombussolare i movimenti del mio corpo, che non siano sempre gli stessi. Camminare è importante. No, io vi lascio con questo ragionamento che va sempre nei confronti di coinvolgere le professioni. Qui sentiamo professionisti di altro settore per le competenze e sviluppare poi ricerca. Noi stiamo anche lavorando con l'Università di Padova, no? Perché l'utilizzo di nuovi mezzi di produzione, di tutela dell'ambiente devono essere quelli che ci aiutano poi nel lavoro e nella consulenza che facciamo agli enti pubblici, nella consulenza che facciamo alle aziende, perché non possiamo lasciare andare il nostro territorio che vada soltanto con l'obiettivo principale della produzione e della resa economica, no? Perché noi lavoriamo su un ambiente, un ecosistema che è complesso, ma che è quello che poi ci dà da vivere, da mangiare da una parte e da respirare, e di tutela dell'ambiente dall'altro. Ecco, quindi questo è il messaggio. Noi siamo impegnati su questo fronte e continueremo a lavorare su questo fronte, valorizzando tutti quelli che sono gli aspetti della salvaguardia dell'ambiente. Grazie al dottor Enzo Trevisin, presidente regionale agronomi dottori forestali del Veneto, di essere stato con noi. Grazie. Allora andiamo a vedere cosa succede a questi volontari per incidenti. Andiamo a Treviso. Quali sono le conseguenze che un evento drammatico come essere testimoni di un incidente può avere sulla coscienza della sicurezza stradale di un automobilista o di un futuro automobilista? Ragazzi on the Road è un'associazione che a scopo pedagogico accompagna giovani tra i 16 e i 20 anni a vivere un'esperienza diretta assieme alle forze dell'ordine. Abbiamo anche delle attività con i soccorritori e quello ce lo dimostra più di tutto. Insomma, si può uscire con un codice verde e poi questo può tramutare in giallo o in rosso, in nero, non lo sappiamo mai. I ragazzi ovviamente svolgono tutte queste attività in massima sicurezza, sono degli osservatori partecipanti, e però assolutamente sì, quello che capita è la realtà, non c'è finzione, e però la realtà è proprio quello che lascia il segno. Lorenzo Prollo è un giovane psicologo responsabile dell'unità educativa di Ragazzi on the Road, un progetto che da un paio d'anni è attivo anche nel Veneto orientale con la collaborazione tra gli altri dell'ULS 4. Cioè a cui possono assistere i ragazzi alla realtà, a volte nella sua forma più cruda e drammatica, di un evento estremo come un incidente stradale. Sono capitate situazioni davvero tragiche. Le dico una cosa in più: noi i ragazzi li portiamo fino alle shock room, li portiamo a vedere proprio l'ultimo intervento, l'ultimo step per salvare una vita. La sensibilità personale cambia da persona a persona, però la psicologia ci insegna che il dolore, se elaborato correttamente, può diventare veramente un'arma positiva, trasformativa, e con i giovani che parlano tra l'altro con i loro pari, davvero questa diventa una forza enorme. L'esperienza diretta, anche forte, con la realtà, la coscienza dei fatti e delle loro conseguenze, possono avere un effetto pedagogico profondo e indelebile. I ragazzi, se stanno alla pari, si sentono a fianco alle forze dell'ordine, come loro perseguono lo stesso obiettivo, e quindi si sentono supportati dall'istituzione, davvero cambiano la loro prospettiva e davvero si orientano verso quella che è la strada della legalità. Allora saluto e ringrazio il dottor Fabio Orazzi, kinesiologo, per sentire questa importante materia. Avete sentito l'importanza, soprattutto abbiamo visto gli incidenti, i traumi, ecco, questi medici che insistono nel dire la fisioterapia, dopo il movimento, la cura, ma non è mica così facile, come si dice, grande intervento, ma dopo l'intervento arrivate anche voi. Esatto. E se non arrivate diventa un problema, non è neppure facile trovare queste soluzioni. Prego, dottor Orazzi, cosa ci racconta? Allora, io mi aggancio dicendo che c'è un'Organizzazione Mondiale della Sanità che
dichiara l'esercizio fisico come farmaco, però per essere un farmaco deve avere delle specifiche, deve avere una dose, un'intensità, un volume e soprattutto deve avere la costanza. Quindi se noi pensiamo di risolvere le nostre problematiche con faccio qualche terapia che è lecita, è giusta, è legittima, ma non è solo quello, poi devo andare a continuare, devo andare a creare un percorso dove l'esercizio fisico, come una dieta, deve far parte del mio essere, deve far parte dottore, con una dieta. È molto importante quello che sta dicendo, perché vado a camminare, poi mangio di tutto e di più, e allora dovete anche capire che bisogna avere un rispetto di tutto. Prego, dottore. Certo, il rispetto deve essere del nostro corpo a 360 gradi. Il nostro corpo è una macchina, io non dico mai perfetta, ma altamente complessa, quindi significa che ha necessità di essere gestita in un certo modo, senza semplificare troppo. Quindi per noi questo è importante. E un'altra cosa che mi rifaccio alla dottoressa Gasparini è anche il come si fanno queste cose, perché non basta andare a camminare, non basta andare a dire sì, mi faccio un po' di movimento, ma appunto, come dicevamo prima, se oltre all'intensità, al volume, alla dose giusta di allenamento non rispecchio anche dei parametri biomeccanici e fisiologici, quel movimento risulta poi negativo, risulta compensato, ecco. A tal punto questo compenso si può vedere anche nei bambini piccoli, già dai 10 anni, okay? Da quando iniziano a camminare si possono avere delle compensazioni. E c'è uno studio che noi stiamo svolgendo sempre nell'ambito del territorio di Bologna, di Reggio Emilia, perché è la patria un po' di questo metodo che noi stiamo utilizzando e che stiamo portando anche sempre più a livello scientifico, dove sono stati valutati 650 bambini nelle scuole, e di questi sono stati valutate con i nostri test 70 scoliosi, quindi dai 650 bambini sono risultate 70 scoliosi che non erano state ancora diagnosticate dal servizio sanitario. Sono state effettuate delle lastre e di queste 70, tutte 70 sono risultate reali. Quindi cosa significa? Che attraverso dei test predittivi e dei test anche non oso dire banali, ma comunque semplici, si possono, ovviamente tramite degli esperti, perché l'esperto ci deve essere sempre, si possono andare a valutare e magari a segnalare, okay, delle problematiche ancora prima che diventino gravi, e quindi anche con un maggior risultato di risoluzione e di beneficio per il bambino. Allora, dottoressa Gasparini, l'attività motoria, ad esempio, già all'asilo si dovrebbe fare. Io delle volte dico che non deve essere la maestra, l'insegnante che fa attività motoria, ci vogliono dei professionisti che dovrebbero fare questo, perché è una piantina fragile, piccola, è là che inizia a capire quanto importante è il movimento corretto. Prego, dottoressa Gasparini. Ma guardi, questo tema in realtà per noi si collega molto a un tema che è molto attuale. Noi abbiamo fatto un intervento proprio in alcuni istituti di Treviso, ci hanno chiamato per parlare appunto di digitalizzazione e di come i bimbi o i ragazzi ad oggi si rapportano proprio al movimento, e tutto questo sistema che c'è un po' intorno di genitore, insegnante, istruttore, piuttosto che quello che facciamo noi, quindi kinesiologo, che va un po' a costruire il modo di muoversi, il movimento, va a gettare proprio delle basi per una struttura solida nel bambino dal punto di vista sia neuromuscolare, come dicevamo prima, ma anche dal punto di vista di schema motorio. Ecco, da questo punto di vista noi ultimamente stiamo riscontrando un po' un deficit rispetto agli anni passati. A volte ci capitano ragazzi o bimbi che a livello di schemi motori faticano molto di più rispetto che un adulto che, anche se non ha fatto magari sport nella sua vita, non ha un pregresso sportivo, però magari giocava sotto casa, correva, andava in bicicletta molto più spesso. Quindi diciamo che questo tema a noi è molto caro,
e stiamo cercando di introdurre nelle scuole sempre più spesso una sorta di screening come quello di cui parlava il dottor Orazzi, in modo tale di tenere monitorati sia i bimbi che il loro movimento che le problematiche prima che diventino realmente tali, perché quando sei giovane hai un sistema più morbido su cui si può intervenire, su cui se ci sono problematiche si possono correggere al 100%. Sicuramente il processo di digitalizzazione con cui ci stiamo confrontando oggi pone delle problematiche in termini sia di tempo, perché vengono sottoposti questi ragazzi e questi bimbi proprio molto tempo di fronte allo schermo, quindi rimane meno tempo per il movimento, quindi questo è un tema. Il secondo tema è proprio quello della distrazione, del non porre attenzione a queste cose. Molto spesso sia i genitori che gli insegnanti cedono di fronte a questi ragazzi che tendono ad usare sempre più spesso e quindi di conseguenza a volere sempre più spesso. Invece è molto importante, è un tema a cui noi teniamo molto e infatti tramite la nostra attività, che è molto forte anche su Treviso, siamo riusciti fortunatamente a fare un incontro con 60 genitori e 150 insegnanti riguardo a questo tema. C'è un bel messaggio importante che state dando. Allora, dottor Orazzi, devo correre perché il tempo è tiranno, poi ho anche altri ospiti. Ecco, la biomeccanica e la kinesiologia, ecco, come si sposano assieme? Cosa possiamo dire? Prego. Allora, diciamo che la biomeccanica è una parte della kinesiologia. La kinesiologia è appunto la scienza del movimento, che si compone di tanti aspetti, quindi anche la posturologia in senso lato si compone di tanti aspetti, quindi la biomeccanica è uno di essi, cioè la parte che studia il meccanismo di funzionamento. Però noi abbiamo anche un altro aspetto molto importante che è la neurofisiologia, ovvero come viene dato l'input al nostro muscolo, al nostro sistema locomotore. Quindi la kinesiologia, diciamo, è l'unione tra la neurofisiologia, quindi la fisiologia dal punto che studia la parte nervosa, diciamo, neurale del cervello, e la biomeccanica che studia appunto l'interazione muscolo-osso, muscolo-articolazione. Quindi la componente poi finale è quella dello studio in toto del corpo. L'intelligenza artificiale vi darà una mano, vi aiuterà? Allora, questo è un bel tema perché ci può dare una mano sicuramente su alcuni aspetti di screening, perché può aiutare i calcoli, può aiutare a valutare le cose sempre in maniera più precisa, ma come diciamo sempre noi, un dato non fa una diagnosi, quindi poi l'intervento dell'uomo, l'intervento dell'operatore esperto e altamente qualificato, secondo noi non potrà prescindere, cioè ci dovrà sempre essere. Dottoressa Gasparini, noi vediamo con le nostre ginnastiche, specialmente la ginnastica dolce per i diversamente giovani. Abbiamo parlato di bambini, di ragazzi, adesso andiamo a parlare con i diversamente giovani, che poi alla fine dicono: ma sai che da quando faccio questo tipo di ginnastica mi sento meglio? Quanto è importante è il movimento anche su un corpo diventato rigido, perché non ci pensavo prima, non avevo voglia, non volevo uscire di casa, non posso uscire di casa perché sto al terzo piano. Ecco, questa ginnastica dolce. Prego, dottoressa. Guardi, questo è un errore che vediamo spesso nelle persone diversamente giovani, quindi spesso pensano ormai ho tanti dolori, ormai è la pillola e l'antidolorifico. Invece in realtà, come diceva il dottor Orazzi, il movimento è un potente farmaco. Quindi in realtà, soprattutto il movimento, come mi riallaccio sempre al discorso del collega, se fatto bene, quindi diventa molto importante trovare persone competenti innanzitutto, che è fondamentale, che è la base, che prescinde. Chiaramente noi facciamo un lavoro altamente specifico proprio su questo, ma anche, ci sono anche altri professionisti competenti in questo, però l'importante è fare un movimento che sia corretto, che sia riadattato, perché ovviamente non possiamo pensare che siano gli stessi esercizi che vengano proposti a ragazzi, a adulti piuttosto che ad anziani, quindi deve essere un movimento svolto nel modo corretto, pensato, specifico. Poi ovviamente più sarà specifico
specifico, noi ad esempio facciamo una valutazione prima su ogni soggetto, prima di lavorare, fare un percorso specializzato, quindi ovviamente più è specifico, più saranno poi i vantaggi che si riusciranno ad ottenere. Certo. Noi ad esempio nei nostri centri abbiamo persone anche di 90 anni che vengono con diverse problematiche, eppure riescono a migliorare la qualità della loro vita. Poi noi quando parliamo di anzianità di sistema corpo, quindi ci sono persone magari che hanno 70 anni e posturalmente, strutturalmente sono più giovani rispetto a persone di 40 anni che hanno già molte problematiche e per noi sono quasi assimilabili a persone invece del doppio dei loro anni. Quindi quello che facciamo noi poi è un'analisi molto approfondita della persona e poi un lavoro strettamente personalizzato e specializzato. Però in generale l'errore che secondo me non andrebbe fatto è quello che dicevo all'inizio, cioè pensare ormai non importa, ormai faccio quello che riesco, cerco di fare, quindi cercare di limitare sempre quello che puoi fare, mentre in realtà il corpo è conservativo, meno fai, meno si abitua a fare e meno farà. Quindi il movimento è fondamentale a tutte le età. Allora, dottor Orazzi, sì, il movimento, ma nella maniera giusta e nel modo giusto. Io l'altro giorno, proprio al Parco dello Storga, dove c'è questo parco meraviglioso, vedevo molti diversamente giovani, veramente grondanti. Ma diciamo, dove vanno questi? Li troviamo come birilli poi distesi sulla strada. Ecco, anche qua non bisognerebbe far capire che non è l'eccesso che ti fa bene, è il tempo giusto che devi capire per il tuo corpo. Fare di più, provochi tossine che fanno solo male, perché non riescono, eppure non posso dire che non lo sanno, oppure questa superficialità anche nel fare troppo movimento. Prego, dottor Orazzi. Allora sì, concordo pienamente. E bisogna, come dicevamo prima, bisogna avere la dose giusta per l'età, quindi, e soprattutto per il livello, perché ci sono anche ottantenni, novantenni che hanno fatto la maratona, però con il loro passo. Non possiamo pretendere che a 90 anni, noi diciamo sempre, se viene qualcuno da noi e mi chiede voglio fare la maratona in 2 ore e 20, gli dico guardi, mi dispiace, anche no, okay? A meno che non sia un atleta, certo. Okay? Ma se viene da noi una persona e ci dice voglio fare la maratona, punto, quindi con il mio passo a 4 ore, 4 ore e 20, quello che sia, non è un problema, basta che ci sia una gradualità. Quindi bisogna rispettare determinati parametri, bisogna conoscere questi parametri e soprattutto l'eccesso, come il non fare niente, quindi la sedentarietà o l'eccesso, portano tutte e due nello stesso risultato, ovvero a star male. Allora, dottoressa Gasparini, come ci saluta, con quale messaggio ci lascia? Prego. Allora, io saluto tutti con la speranza che si continui a dare sempre più importanza al movimento, sia come prevenzione che a livello terapeutico, a tutti gli strati della popolazione, a tutte le fasce d'età, a tutte le casistiche, perché è veramente fondamentale per stare bene e per avere una qualità della vita che sia positiva e che permetta di conseguenza di godersi tutto. Esatto. Già abbiamo un sacco di difficoltà, quindi sarebbe bello che noi ovviamente continueremo in questo a fare la nostra parte, a fare i nostri studi, a proporre in vari ambiti, che siano sportivo, scolastico, piuttosto che relativamente all'anziano, a proporci con questo tema. E mi auguro che la cultura, che in Italia ancora non è sviluppatissima in questo senso, si sensibilizzi sempre di più. Questo Sentiamo come ci saluta anche il dottor Fabio Orazzi. Prego, dottor Orazzi. Anch'io condivido tutte queste cose, soprattutto il mio messaggio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo, ascoltate cosa fate, come si muove durante il giorno, okay? E se ci sono dei piccoli dolori, dei piccoli fastidi, non lasciateli in sospeso, non lasciate ma sì, tanto passerà, ma cercate di preoccuparvene e andate ad ascoltare una persona esperta. Grazie veramente a questi graditissimi ospiti che inviteremo ancora, magari ci porterete dei video, delle immagini, così vedremo anche questa attività che è molto importante. Grazie, pubblicità.
Questa mattina parleremo nell'ultima parte di sicurezza, lezioni di sicurezza, col generale Claudio D'Angelo, che ringrazio di essere qui. La ringrazio, generale, già dei carabinieri, poi oltretutto ecco, queste forze dell'ordine nel mirino si vestono da carabinieri, entrano nelle case, ecco, la gente si fida vedendo questa divisa che è molto rispettata, devo dire, e apprezzata, però non ne possiamo più, non ci si sa più come fidare. Noi abbiamo aperto, come avete visto, queste lezioni di sicurezza, questa prima parte, con questo informatico Gianni Donadel, che ha cercato di dare anche lui il suo supporto per una lezione di sicurezza. Allora, generale, le truffe cambiano, ma la difesa resta la conoscenza. Negli ultimi 2 mesi, durante le puntate appunto del sabato mattina di Sveglia Veneti, rivolgendoci ai diversamente giovani, abbiamo affrontato un tema che riguarda tutti, la sicurezza nella vita quotidiana digitale, perché anche questo è un problema grande. E le truffe non colpiscono più solo online o persone inesperte. Oggi utilizzano telefonate, SMS, email, social network e perfino contatti diretti per ingannare chiunque. Perciò riassumere i principali rischi illustrati in trasmissione, fornire regole semplici e pratiche di difesa, aiutare a riconoscere i segnali di pericolo, in sintesi proteggerci dalle truffe. Però prima vediamo questa truffa a questo anziano a Trieste di 9.000 euro. La truffa del finto carabiniere stavolta colpisce in periferia. Ad incappare nel raggiro è stato un 95enne triestino residente in via Cubi a Borgo San Sergio. La chiamata telefonica al malcapitato per un sopralluogo nell'abitazione e il consolidato iter dei malfattori per entrare nell'abitazione del prescelto. Dunque l'opera di convincimento pare legata all'ipotesi di soldi e orologi provento di furto, che ha convinto l'anziano a far vedere alla coppia di falsi appartenenti alle forze dell'ordine tutti i contanti che aveva in casa, una somma complessiva pari a 9.000 euro più alcuni orologi di scarso valore, quanto bastava ai professionisti dell'odioso crimine per impossessarsi di tutti i valori e svanire nel nulla. A segnalare l'episodio la figlia della vittima in evidente stato di shock per le condizioni di fragilità dell'anziano padre, di cui i truffatori si sono evidentemente approfittati. Purtroppo la carenza di telecamere di sorveglianza non potrà aiutare l'indagine dei carabinieri della stazione di San Dorligo. Come sempre facciamo in questi casi, ribadiamo, in caso di chiamate del genere, allertare subito il 112. I rappresentanti delle forze dell'ordine non fanno perquisizioni a domicilio di questo tipo. Allora, generale D'Angelo, intanto grazie, ecco come vuole commentare, cosa vuole aggiungere. Prego, a quello che abbiamo visto nel servizio e quello che ho detto io. Innanzitutto la ringrazio per avermi invitato e saluto tutti i telespettatori. Le truffe sono purtroppo un'altra brutta realtà. Differiscono dai reati predatori perché sono più subdole, ma colpiscono sempre la persona anche nella sua sicurezza, perché quando uno poi si rende conto di essere stato vittima di una truffa perde spesso anche sicurezza di sé, si vergogna, e invece questo va superato. È un delitto, è un reato che dobbiamo combattere. Anche questo reato può essere combattuto meglio con l'aiuto degli altri. Una delle tecniche che usano frequentemente i truffatori, al di là della singola modalità, è quella di mettere urgenza, mettere fretta, colpire in qualcosa di importante per noi, il figlio che ha bisogno di soldi, oppure metterci in imbarazzo, abbiamo qualcosa che non dovremmo avere, abbiamo fatto qualcosa che non dovremmo fare, e questo può mandare in cortocircuito i nostri normali canali di difesa. Ecco per cui è importante, per il motivo per cui è importante avere qualcuno a cui rivolgersi. Quando arrivano queste richieste di denaro improvviso, questo discorso dobbiamo fare questo, un attimo, una persona a cui chiedere consiglio, che può essere il figlio, che può essere l'amico, che può essere il vicino di casa. Non c'è nessuna cosa che non possa aspettare 2 minuti, il tempo di contare fino a 10 e parlare con qualcun altro. Allora, guardiamo la pagina che abbiamo appena letto e ci fermiamo su un punto importante.
aiutare a riconoscere i segnali di pericolo. Quali possono essere questi segnali di pericolo generali? Allora, la prima cosa è l'urgenza, perché ti dicono che devi fare quella cosa e la devi fare subito. E questo è il primo segnale. Quando ti mettono fretta per fare una cosa è già un segnale di pericolo, anzi forse è il principale. La seconda cosa è che cercano di tenerti impegnato, attaccato al telefono, non ti fanno, no, non può attaccare. Questi sono due segnali di pericolo. Un altro segnale di pericolo completamente diverso è quando, per esempio, che viene usato in certi tipi di truffe, cominciano a dire: ah, lei è fortunato, abbiamo un'offerta solo per lei. Ecco, questo è chiaramente forse la più vecchia delle modalità di truffa, che adesso si è aggiornata grazie al telefono, internet eccetera, ma l'offerta solo per te, ma la devi accogliere subito. Quindi sempre il discorso della fretta, dell'urgenza. C'è questa offerta meravigliosa, questa occasione meravigliosa di investimento, di ritirare un premio, ma la devi accettare ora in questo preciso momento. Quindi torniamo sempre all'urgenza, alla fretta. L'abito non fa il monaco, è un vecchio detto però che è ancora attualissimo, perciò la divisa non dimostra che è veramente uno delle forze dell'ordine, che può essere un carabiniere, un poliziotto, uno della Guardia di Finanza. Ecco, come difendersi? Allora, adesso nel servizio non è chiaro se quelli sono prestati in casa erano in divisa o meno, perché non l'hanno precisato. La divisa è già difficile che riescano a procurarsela completa, però è anche vero che magari il cittadino medio non sa riconoscere i distintivi, quindi magari determinate cose comprate nei negozi riescono, la mancanza dell'alamaro, la mancanza può non essere colta dal normale cittadino. Comunque la cosa principale è per i contatti telefonici, vale per le forze dell'ordine, vale per qualsiasi altro ente, poste, banche, eccetera, è sempre quella di mettere giù e richiamare con un numero di cui noi siamo sicuri. Quindi se uno ci chiama dicendo di essere carabiniere, di quale reparto è, metto giù e chiamo io o il 112 o una caserma carabinieri e dico: sono stato contattato da... Ecco, in questa maniera io sono sicuro di parlare con carabinieri veri. Questo vale, ripeto, anche per le banche, per chi si spaccia per banche, ufficio postale, eccetera. Mettere giù e richiamare con quello che siamo sicuri essere il numero vero, non con quello che ci dà chi era al telefono prima. Allora, un'altra cosa importante, andiamo sempre alla prima pagina della presentazione perché è importante soffermarci su questi punti che abbiamo toccato con le precedenti appunto pomeriggi che abbiamo fatto, tarde mattinate con questo informatico, perché fornire delle regole semplici e pratiche di difesa. Ad esempio la difesa può essere, ecco, la chiusura della casa, come chiudere la casa. Sappiamo benissimo che se adesso anche c'è il sole al mattino, questi arrivano. Allora adesso arriva la bella stagione generale, si aprono le finestre, si va da una parte all'altra e magari il nemico è dietro l'angolo. Ecco, come proteggersi anche in questo periodo, che adesso appunto si spera che arrivi anche il caldo, cambiamo anche l'ora dei regali, ricordatelo questa sera, per stare attenti perché queste persone non arrivano in casa. Stiamo parlando di truffatori, dei ladri. Di ladri, truffatori, non si sa mai chi arriva, può essere un truffatore, un ladro, non si sa mai. Se qualcuno bussa alla porta o suona alla porta chiedendo qualsiasi cosa, da un bicchiere d'acqua perché ha sete, ai 20 euro perché ha finito la benzina e deve urgentemente andare in ospedale perché la moglie sta partorendo, a qualsiasi altra scusa, alla bolletta dell'elettricità. Mettete pure la pagina per cortesia, grazie, prego. Mai far entrare in casa nessuno, si rimane, usare il citofono se c'è il citofono. Se c'è il cancello chiuso, rimanere, lasciare la persona al di là del cancello, mai far entrare nessuno in casa. Questa è la prima regola. Mai far entrare nessuno, mai. Perché può essere anche la ricognizione per un furto domani. Poi, oppure può essere il sistema che distraendo un attimo girano per casa e prendono qualcosa. Per quanto riguarda invece altre cose,
ricordarsi sempre di tenere, è vero che siamo in estate, è vero che è bello aprire le finestre, eccetera, però magari apriamo quelle del primo piano e al piano terra apriamo le antaribalta e lasciamo la porta chiusa, ecco, perché teniamo presente che purtroppo sono veloci e agili spesso. Allora, finestre aperte, ma soprattutto attenzione a quelli che possono essere i segnali di allarme, non so, la macchina sospetta che vedi nella strada. Ecco, questo il controllo del vicinato, quanto importante è questo? Allora, lei si occupa anche di questo, prego. Il controllo vicinato è importantissimo. I ladri sempre fanno le ricognizioni. I ladri quando poi arrivano, anche se noi normalmente arrivano più la sera, la notte, ma abbiamo visto che ultimamente è cominciato ad arrivare anche di giorno, fanno le ricognizioni. Di giorno si muovono con macchine pulite, non si muovono con macchine rubate, spesso in uso a prestanomi, ma comunque con macchine pulite. Quindi macchine, persone che girano di giorno con atteggiamenti che possono creare sospetto, guardano i campanelli, guardano dentro i giardini, guardano le case, magari cercano di vedere dalle finestre aperte cosa c'è dentro, ecco, sono persone che vanno segnalate. Certo, in quel momento non stanno commettendo un reato, ma se vengono segnalate alle forze dell'ordine possono essere controllate e se una volta controllate sicuramente non tornano. Nei gruppi di controllo del vicinato ci si può passare queste informazioni in modo da avvisare tutto il vicinato che sono stati visti questi movimenti, quindi magari nelle notti successive, nelle serate successive, fare più attenzione perché potrebbe essere il momento in cui c'è qualche visita spiacevole. Ad esempio un'altra cosa, adesso iniziamo con i giardini, con gli orti, ad esempio le scale, non lasciare le scale all'esterno, questi attrezzi che veramente possono aiutare a salire nelle case, perché noi siamo facilitoni, superficiali, adopro la scala, la metto là, tanto che problema c'è, prego, perché bisogna stare attenti. Quando si fa i lavori nel giardino, magari arriva la sera e dobbiamo interrompere, non abbiamo finito, molto spesso non c'è la voglia di riportare tutto in magazzino, tanto devo finire domani mattina. Però attenzione, il ladro non può andare in giro con picconi, zappe, scale, eccetera, ma sono tutti strumenti che poi a lui possono servire per salire il piano, per rompere gli infissi, per sforzare una porta, quindi tutti gli attrezzi che noi lasciamo in giardino, al di là che possono essere anche loro poi vittima di furto, ovviamente oggetto del furto, possono essere utilizzati dal ladro per rubare da noi o anche nelle case dei nostri vicini. Quindi è una buona norma anche di vicinato, di sensibilità nei confronti dei vicini, la sera quando abbiamo finito i lavori prendere tutti gli attrezzi, zappe, vanghe, carriole, scale, eccetera, e riporre tutto nel magazzino. E specialmente se ci sono dei lavori in corso anche all'esterno, questi posteggi che vanno veramente controllati. Poi cosa dice generale? I ponteggi dovrebbero essere tutti chiusi anche per motivi di sicurezza, perché se una persona non autorizzata sale sul ponteggio, poi cade e si fa male, siamo anche responsabili dal punto di vista civile e penale dell'infortunio. Quindi i ponteggi che intorno alle case vanno sempre protetti, ci sono i teli apposta, le reti apposta che vanno messe attorno per evitare che la gente possa utilizzarle per arrampicarsi. Allora, quanto importante è il controllo di vicinato in un momento dove anche le forze dell'ordine sono con le spalle al muro, i numeri non ci sono per essere ovunque e dappertutto. Controllo di vicinato nella massima sicurezza, però può aiutare molto le forze dell'ordine. Tantissimo, anzi è proprio un moltiplicatore di forze, scusate il gioco di parole, per le forze dell'ordine. Ogni notizia, ogni informazione è importante, anche se magari nell'immediato per scarsità di patrugne sul territorio non ogni segnalazione può essere verificata, comunque viene sicuramente memorizzata e quindi può tornare utile se dovessero esserci poi reati in quella zona. Per le forze dell'ordine la collaborazione dei cittadini è importantissimo. Il controllo del vicinato non punta a sostituirsi alle forze dell'ordine, non significa fare ronde, non significa intervenire al posto delle forze dell'ordine, ognuno deve fare il lavoro che sa fare, ma significa aiutare le forze dell'ordine passandogli notizie e informazioni, collaborare
per dargli la possibilità di operare al meglio. Le truffe più diffuse in generale, quali sono? Dov'è che bisogna stare molto attenti? Perché noi abbiamo a disposizione questi strumenti infernali, uno dei quali è il cellulare, che questi, specialmente i diversamente giovani, sanno usare poco, oppure rispondere immediatamente, schiacciare immediatamente, prima ancora di vedere il numero. Prego, generale. Allora, le truffe si rinnovano in continuazione, quindi è anche difficile dare un catalogo esaustivo. Conviene più dare delle linee guida per difendersi dal maggior numero possibile di tentativi di truffe. Una cosa, per esempio, a proposito di chiamate, fortunatamente da un po' di tempo anche in Italia non è più possibile utilizzare quei sistemi informatici che consentono di alterare il numero, quindi far apparire sul vostro display un numero italiano mentre in realtà dall'altra parte chiama un call center straniero. Quindi a questo punto diventa molto importante controllare il prefisso del numero che vi sta chiamando. Solo il prefisso +39 Italia, tutti gli altri non rispondete. Questa è la prima cosa ed è più semplice e facile. Guardare il numero e controllare il prefisso. Se c'è un +39 davanti è un numero italiano. Già andiamo quasi bene. Se c'è un altro prefisso, assolutamente non rispondere. Un'altra cosa a cui fare attenzione, tramite WhatsApp, tramite messaggi, tramite email, possono arrivare comunicazioni le più diverse dall'INPS, dalle poste, dalla banca, che dicono attenzione, dall'ULSS, attenzione, c'è un pagamento in sospeso, c'è una restituzione fondi in sospeso, attenzione, il tuo conto è bloccato, e chiedono di toccare, di utilizzare un link inserito in quella comunicazione. Assolutamente no. Se avete il minimo dubbio, perché magari è veramente il nome della vostra banca, non toccate quel messaggio mai e chiamate la banca e controllate con un canale esterno, oppure chiudete ed entrate nel sito della banca ma da fuori, da voi, utilizzando le coordinate che voi sapete, i numeri che ognuno sa. E se la banca è chiusa tipo di sabato o di domenica, chiudete tutto e non rispondete. Da lunedì, perché tanto non cambia nulla, da lì a lunedì non cambia nulla. Abbiamo Giusy in chiamate. linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Generale. Buongiorno. Allora generale, il periodo che ci sono le sagre e il panevin e le fiaccolate di sera, i ladri vanno a nozze, generale, perché sono tutti fuori, e quello è il discorso. Non capiscono che i ladri stanno aspettando queste manifestazioni qua per entrare nelle case. Io quando sento dire che fanno le fiaccolate per questo, per quello, per la pace, anche di giorno, loro vanno a nozze, i ladri. Devono capirla questo qua. Non so più cosa dire, generale, non so più cosa dire, perché siamo in mezzo a un caos che non c'è più ritorno, generale, non c'è più ritorno. Vi saluto. Grazie cara Giusy, speriamo di sì, ci mancherebbe, bisogna anche essere ottimisti, bisogna anche uscire di casa, si può mica, anche perché forse alle volte è più pericoloso stare in casa che non uscire. Prego. Il discorso della casa incustodita è un altro problema. Anche questo problema può essere in qualche maniera sollevato, ridotto con il controllo del vicinato. Se tra vicini ci controlliamo le case, quando è fuori il mio vicino gli do un occhio io, quando sono fuori io mi dà l'occhio il mio vicino, possiamo in qualche maniera anche qui aiutarci. Il ladro è ovvio, se ha la certezza o la speranza che la casa sia vuota, interviene più facilmente, ci prova più facilmente. Ma se il mio vicino sa che io non ci sono e vede dei movimenti nel mio giardino e invece di girarsi dall'altra o le finestre aperte, invece di girarsi dall'altra parte mi chiama o chiama i carabinieri, anche a volte basta accendere le luci, far vedere, fare rumore, far capire che nella casa vicino c'è qualcuno che si è accorto che ci sono movimenti strani. E comunque chiamare anche il 112 e la persona interessata. Ecco, aiutiamoci tra vicini anche in questo modo.
È un problema anche perché purtroppo una volta era così, ci si confrontava di più col vicino, adesso non si sa neppure chi abita di fronte a te. Non sarebbe il caso invece di iniziare invece a fare questo, di cercare di capire che il controllo del vicinato, se fa squadra, funziona, perché vado via io ma c'è casa qualcuno che io conosco che mi può allertare in caso di pericolo. Ecco, iniziare invece ad aprirci invece che a chiuderci. Ma un po' in realtà lo spirito del controllo del vicinato è proprio quello di recuperare questa vicinanza, senso di comunità che c'era fino agli anni 60-70, quando tra vicini ci si conoscevano i figli degli altri, si viveva un po' più uniti, un po' più insieme. Adesso sì, si è perso ed è una debolezza, perché ognuno di noi è solo davanti agli altri. Esatto. Mirella da Riese Pio X, ciao Mirella. Ciao Mirella e buongiorno al suo ospite. Guarda, stamattina mi sono arrivate sette telefonate, chiamate dai Paesi Bassi, da Cagliari, da tutti i cantoni, presunti spam. Allora io spengo perché so chi sono. Ecco, comunque io abito dove ci sono tutti stranieri e non posso parlare con nessuno. Vado giù e conosco gente perché mi conoscono, è tanti anni che abito qua. Però dove abito tutti stranieri, con l'altro condominio tutti stranieri. Ecco, quando succede qualcosa con chi parlo, allora è un problema anche questo. Vado in cimitero, ho sempre paura che qualcuno ti venga dietro, che magari tacca bottone, vuole qua, vuole là, e sto sempre attenta. Non è facile così. Quando vivi sola e giri per la piazza, vedi, specialmente se vado al parco, ci sono tutti stranieri, e come fai? Non posso muovermi in nessuna parte, devo fare la spesa, stare attenti chi esce e chi entra. È così, sempre peggio. È passato il messaggio della paura, purtroppo generale, a questi diversamente giovani hanno paura di uscire in qualsiasi momento e andare in qualsiasi luogo. Questo è bruttissimo, e questo è bruttissimo perché non dovremmo aver paura di vivere il nostro territorio. E ecco, cosa dire? Anche qua cercare di fare conoscenza, di avere magari qualche casa più là c'è un'altra donna sola, andiamo, facciamo una passeggiata assieme, andiamo insieme a fare anche al cimitero, perché magari ognuno ha i suoi ricordi al cimitero, però ecco, cercare di non essere soli, cercare di trovare qualcuno a cui appoggiarsi, a qualcuno anche a cui chiedere mi accompagni, mi aiuti. Non bisogna aver paura di chiedere aiuto, perché capisco la paura di essere soli, ma allora chiediamo aiuto, chiediamo vicinanza a qualcuno che ci possa accompagnare, che ci possa aiutare. Allora, specialmente sul WhatsApp che si parlava prima, questi contatti da sconosciuti però possono essere anche da amici o anche familiari che si sono fatti sottrarre l'account. E l'account è molto importante, perché se io ti sottraggo l'account posso chiamare col tuo numero e tu pensi che sia questa persona che tu conosci. Con WhatsApp è possibile il furto dell'identità, quindi può arrivare un messaggio che noi crediamo mandato da una persona che conosciamo, anche parente, il figlio, il padre, e invece è mandato da qualcuno che si è impossessato dell'account. Attenzione a quello che dice il generale. E attenzione, perché se noi rispondiamo a questi messaggi, e non se rispondiamo, se clicchiamo il link su quel messaggio, ci facciamo rubare anche il nostro account e quindi la truffa, ne hanno due dopo. Così ne hanno due, ma ne hanno molti di più, perché poi ruberanno anche quelli dei nostri amici e così via. Allora, siamo sempre al link sul messaggio, mai utilizzare il link sul WhatsApp, sull'SMS o sull'email, vale sempre lo stesso discorso. Se non ci rubano i soldi dal conto, ci rubano l'identità, che può essere anche peggio.
Quindi, ancora più pericoloso. Che può essere ancora più pericoloso. Quindi attenzione, non utilizzare mai i link che arrivano sui messaggi. Anche se sembra il classico messaggio girato da un amico, c'è questo, normalmente lo fanno collegare, girava tempo fa quella della figlia dell'amico ballerino, concorso di ballerino, cliccate qui e votatela. Ecco, attenzione a questi messaggi. Chi fa queste votazioni, tipo per esempio la FAI che fa il paese più bello, eccetera, lo fa sui suoi siti. Allora uno entra nel sito della FAI, apre e vota nel sito della FAI. Queste votazioni fatte con WhatsApp, no. Allora, un'altra cosa da stare attenti è ricevere telefonate mute. Attenzione, perché la telefonata muta oppure riattaccano subito per indurci a richiamare il numero nel quale noi abbiamo visto. Anche qua attenzione, non richiamate se non avete sentito nessuno dall'altra parte, oppure richiamare il numero che avete visto. Anche qua bisogna stare attenti, perché veramente ne pensano una al secondo. Prego, generale. Sì, anche questa è un'altra modalità per entrare un po' nella nostra vita. Se vogliono capire, questo succede soprattutto con i telefoni fissi. Attenzione. Perché non so se l'hai precisato, ma succede soprattutto con i telefoni fissi. A loro serve già per capire se quella casa è abitata, se la persona che risponde dice pronto, è giovane, anziano. Quindi serve per capire. Quindi attenzione, può essere anche il segnale di un interessamento alla casa e quindi di una preparazione di un eventuale furto. Perché questo anche impedimento che hanno anche le persone, specialmente diversamente giovani, di usare questi nuovi strumenti, ma diventa un problema anche il telefono fisso, attenzione. Ecco, il telefono fisso, onestamente, io consiglierei a tutti di toglierlo. Ascoltate bene. Perché onestamente ormai telefonate sui fissi ne arrivano sempre meno. Le telefonate sui fissi che arrivano sono quelle dei call center, della pubblicità e dei truffatori, o di chi vuol capire se siamo in casa o meno, chi è in casa, perché ovviamente se uno fa 4, 5, 10 chiamate e al numero non risponde mai nessuno, capisce che quella è una casa vuota. E quindi ci può andare. Ecco, quindi io il telefono fisso, anche per i costi che ha, perché un telefono fisso ha comunque dei costi di bolletta, indipendentemente da quante volte lo usiamo, ha dei costi di mantenimento, di abbonamento non del tutto indifferenti. Il telefono fisso, secondo me, può essere benissimo eliminato. Adesso esistono in commercio dei telefoni cellulari che hanno però dei display e anche delle tastiere più comode, più facili da utilizzare anche da persone anziane che magari possono avere un minimo di difficoltà con i numeri piccoli, con le tastiere piccoli, eccetera. E anche non servono tutte quelle app, dovete mettere solo le app che servono a voi. Se non sapete adoperare appunto questo strumento, ma come dice il generale, dal fisso sarà meglio andare a questo strumento, però fatevi mettere delle app che a voi servono, che siete in grado di adoperare, poi un po' alla volta magari le aumentate. Può anche non metterne nessuna, voglio dire, Avete usarlo capito? Solo come telefono, punto. Non è obbligato a Non è avere le obbligato, app, perché uno prende paura e dice ma cosa sono tutte queste cose, puoi anche togliere tutte e usare tenere il telefonino solo normale. il telefono, gli sms, punto. Ma perché queste cose non le dicono? Perché io ho questi diversamente giovani, loro sono prevalentemente, che veramente sono impauriti da questi strumenti. No, io ho al Banco Solidale Generale persone che vengono ancora con dei cellulari, guai toccarli, perché ma no, sono sacri per loro, perché hanno imparato ad operarli, e sono più semplici. Ma perché hanno complicato la vita anche in questo modo? Allora, generale, Marco, un minuto, come vuole salutarci, con quale messaggio? Ci ritroveremo sabato prossimo col generale, veramente perché è molto importante, stiamo parlando di appunto lezioni di sicurezza veramente per aiutare le fragilità, è questo che stiamo facendo. Prego, generale. Io direi soprattutto un messaggio di attenzione, ma non di paura. Noi dobbiamo essere attenti, ma dobbiamo vivere con tranquillità. L'importante è non farci prendere dal panico, l'importante è avere qualcuno su cui contare,
un amico, un parente, qualcuno da poter chiamare, il vicino del pianerottolo se abitiamo in un palazzo, della casa vicino, qualcuno da poter chiamare all'emergenza, avere qualcuno su cui appoggiarci nel momento in cui abbiamo il dubbio o la paura. Grazie, grazie veramente, grazie al generale Claudio D'Angelo per queste pillole di sicurezza, grazie anche a voi, buon fine settimana, rilassatevi, noi ci vediamo lunedì, ma adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi l'abbiamo dato, grazie. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Pieve di Soligo, vicino diciamo, e stiamo firmando il contratto per una famiglia che voi conoscete. Entriamo. Sei contenta? Sì. Ok. Stanno firmando il contratto di locazione, come state vedendo. Siamo su uno studio commercialistico. Siamo arrivati a questo momento e a questa data perché i ragazzi studiavano e abbiamo dovuto aspettare che finissero le scuole, perciò adesso è il momento che loro entreranno in questa casa, perché prima non era possibile, perché era giusto farli finire le scuole. Sono stati promossi tutti e due, sono molto contenta. Beh, secondo me è un'esperienza da imitare, perché esempi così sinceramente non ne vedo molti, e questo qua è un bel esempio di solidarietà da parte di una famiglia di Pieve di Soligo verso un'altra di fuori provincia. Tutti si possono trovare in difficoltà e naturalmente per trovarsi in difficoltà è bello anche aiutare gli altri, cioè, quando tu hai provato la vita che è abbastanza dura, roba del genere, e dici dare un aiuto, però a sapere a chi la dai ti dà soddisfazione, non perché la gente, ma per tenerla tu dentro, insomma una cosa interna tua. È una cosa grande, grazie, io spero di meritarla, ecco, di meritare tutto questo. Soprattutto per tua figlia? Sì, per loro e perché siamo stanchi. Però devo ringraziare anche il sindaco di Tribano che ha aiutato questa famiglia come ha potuto, diciamo, perché purtroppo è così anche per i sindaci, però mi sta molto vicino. Adesso io consegno l'assegno di Rete Veneta, lo do al dottor Garbuglio, quale provvederà per le utenze, per quello che servirà per iniziare questo percorso molto difficile per questa famiglia che non lavorano e perciò i ragazzi hanno bisogno di tante cose. Anzi, ringrazio le persone che avevano dato le scarpe nuove, sono stati promossi e perciò un paio di scarpe per ciascuno, un bellissimo lampadario, un tappeto per la Gabriella e poi questo assegno per aiutarli a iniziare questo percorso, perché la vita è molto dura e il percorso anche. Grazie di cuore alla grande famiglia di Rete Veneta che anche questa settimana mi permette di trovare un po' di respiro. Grazie, ma grazie, non ho parole, grazie di tutto per i bambini specialmente. Tanto bene vuoi i tuoi ragazzi? Tantissimo, tanto, sono la mia vita.